Allora, intanto dove? Cosa? Intanto dai, partecipanti. Aspetta che mettiamo via l'audio.
faccio partire la registrazione e condivido le slide. Questo webinar è il terzo all'interno di questo progetto che mi vede coinvolto. Avevamo fatto una settimana fa circa un primo appuntamento di un paio d'ore, sempre sull'Internet of Things, rivolto più ai cittadini, quindi siamo rimasti sui principi, su cosa si può fare, su cosa comporta adottare queste soluzioni da diverse prospettive. È seguito poi un altro webinar, in realtà più corso perché era più lungo, di 4 ore, sull'intelligenza artificiale, e oggi torniamo sull'Internet of Things con più tempo, quindi lo vediamo sempre nei suoi principi, ma anche in tutti quegli aspetti che invece possono interessare di più la pubblica amministrazione e le imprese, quindi non la prospettiva dei cittadini, ma la prospettiva più di attori economici e attori di pubblica amministrazione, appunto. Alcune cose sono comuni, come vedrete, lo dico perché riconosco qualche nome collegato che aveva già assistito alle prime 2 ore. La prospettiva dal quale tratto questi temi è la prospettiva che è a cavallo tra quello che potremmo chiamare le soluzioni, quindi che possono essere sia le soluzioni intraprese da un'azienda per adottare questi modelli, sia dalla prospettiva appunto dell'amministrazione pubblica, sia la parte di tecnologia, dove la tecnologia è qui introdotta e presentata proprio per capire il funzionamento e quindi rispondere a tutte quelle domande che vanno sotto il grosso tema: che cosa posso fare con l'Internet of Things. Dico questo perché poi corrisponde alla mia esperienza, l'esperienza della società di consulenza Base 9, o Base 9 se volete dirlo in italiano, che aiuta appunto le organizzazioni pubbliche e private a trasformarsi per prepararsi all'adozione di queste tecnologie e appunto innovare i propri servizi, i propri prodotti, anche i propri modi di lavorare e di produrre. Questo era per inquadrare il tema, per anticipare che alcune cose, per chi ha già assistito al webinar delle 2 ore, saranno comuni, ma poi andremo ancora avanti, visto che abbiamo più tempo a nostra disposizione. Credo che possiate intervenire sicuramente su chat, ma è probabile che possiate intervenire anche in audio. Quindi dovreste essere abilitati ad aprire il microfono. Sì, io li ho abilitati, quindi Perfetto. possono parlare. Questo perché vorrei dare un po' di maggiore interattività alla presentazione e lasciarvi liberi di intervenire quando ritenete più utile farlo, più utile, più interessante per voi, sia chiedendo chiarimenti, chiedendo un approfondimento, facendo domande, ma anche portando magari delle vostre esperienze, soprattutto se vedete delle possibilità che sono legate al vostro contesto professionale, ossia se vedo un tema che mi può stimolare un'idea rispetto al mio contesto, al mio lavoro, perché no, provare già qui a discutere per possibili applicazioni. Non che io abbia tutte le risposte, perché qui vedrete il campo è molto ampio e ogni giorno ci sono novità, ma proprio nella logica di favorire il confronto e lavorare sul mindset necessario per approcciare questi temi. Allora, partiamo con cos'è l'IoT. E scopriamo che inaspettatamente, anche se nel nome Internet of Things abbiamo la parola Internet, l'IoT in realtà
nasce molto prima di internet. Forse non tutti sanno che non c'era internet, ma le reti di telecomunicazione, di scambio di informazioni tra computer esistevano già, ed erano le reti all'interno dei centri di ricerca dell'università e le reti militari, e per questo tante applicazioni che oggi vediamo diffuse, no? Sia in ambito privato, e la più famosa è sicuramente tutto l'ambito dei social network, ma anche altre di ambito business, quindi più industriali, erano già presenti. Quindi il tema dell'automazione è un tema che precede internet. Eravamo nell'82, sugli schermi vedevamo Rocky III con quella famosa colonna sonora, L'occhio della tigre, Eye of a Tiger, il tormentone invernale, e nel mentre alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania c'era un certo ragazzo, David Nichols, che doveva risolvere un problema personale. La sua stanza era al college era molto lontana dal distributore di bibite, e spesso lui faceva tutta la traversata dell'edificio per andare a prendersi da bere, e poteva scoprire solo all'arrivo che il distributore era sprovvisto della bevanda che lui voleva comprare. Per evitare tutto questo avanti e indietro abbastanza inefficace, quindi dispendio di tempo inutile, visto che era uno studente di informatica, lui e i suoi amici hanno iniziato a cervellarsi per trovare una soluzione che gli consentisse di vedere a distanza lo stato della macchina, ovvero del distributore, ovvero se era in funzione, se il sistema di pagamento stava funzionando, e quanto era rifornito e di cosa. Allora in 3 persone si sono messe a lavorare, sono riusciti a fare questa prima applicazione, tutto in modo legale, e hanno risolto questo problema sfruttando quello che era allora la rete ARPANET, che è l'embrione di quello che poi sarebbe diventato internet. No, quindi ARPANET è nata proprio sui protocolli, internet è nata proprio sui protocolli di ARPANET. Allora si dice che questa sia la prima applicazione di IoT, perché abbiamo la possibilità di governare o comunque di, in quel caso, solo interrogare lo stato di una macchina e comportarci di conseguenza rispetto alle informazioni appunto relative a che prodotti erano nella macchina, al suo funzionamento e così via. Alla base dell'IoT, quindi, se ci poniamo il tema di dare una definizione, abbiamo che siamo in presenza di una soluzione di IoT se un dispositivo che può cambiare stato, quindi dotato di un interruttore anche semplice, on-off, è collegato a internet, e io posso governare il comportamento di questo dispositivo intervenendo su questo tipo di interruttore. Ripeto, l'interruttore più semplice può essere on-off, ma si può parlare anche semplicemente di acquisizione di informazioni sullo stato della macchina, come abbiamo visto in questa prima applicazione, primo prototipo lo potremmo chiamare. Gli elementi chiave di questa situazione sono qua evidenziati, che ci aiutano a inquadrare quello che vediamo oggi sviluppato sulle tecnologie come fenomeno di IoT, ossia collegamento, ci deve essere un collegamento a distanza attraverso una rete, può essere anche una rete privata e non internet. Ci deve essere uno o più dispositivi che possono essere governati, quindi interagire con possibilità di interagire con questi dispositivi attraverso, chiamiamoli interruttori, ma appunto oggi li potremmo comunemente chiamare righe di codice con del software, e questo mi deve consentire di gestire il loro comportamento. Andiamo un po' più a fondo e proviamo a esplorare che cosa c'è dietro a queste soluzioni, e possiamo dire che la realizzazione di queste soluzioni richiede che vi sia la capacità di dispositivi connessi alla rete di rilevare e raccogliere dati sul dispositivo stesso,
scusate, è andato via la comunicazione, mi sentite adesso? Credo di sì. Quindi la capacità dei dispositivi appunto connessi alla rete di rilevare e raccogliere dati su di sé, ma anche dal mondo che li circonda, di prendere questi dati, di condividerli attraverso la rete, di elaborarli e utilizzarli. Quindi qui abbiamo una descrizione più del processo che vedete sparisce un po' l'uomo che dice io adesso governo attraverso la rete le macchine, come nella definizione delle soluzioni IoT. Quando parliamo di cosa c'è dietro del concept, troviamo tutti elementi di tecnologia, quindi dispositivo, la loro capacità, possibilità di raccogliere dati, la trasmissione e l'elaborazione, no? Questo, sotto il cofano dell'IoT ci sono queste azioni e queste fasi. 3 elementi di base, quindi tiriamo fuori da questa descrizione del processo dell'IoT, del concept, 3 elementi base. Quindi smart device, ovvero tradotto dispositivi intelligenti, dove l'intelligenza, ripeto, è quella di avere la possibilità di raccogliere dati e trasmetterli. Una piattaforma cloud, quindi non è semplicemente la possibilità di avere una connessione internet, ma sempre di più le soluzioni si appoggiano su infrastrutture cloud, che vuol dire non è una trasmissione dati dal distributore di lattine al mio computer per sapere se è stato rifornito o meno, ma sarà una trasmissione dati su un'altra infrastruttura che mi consentirà a me di accedere a quell'infrastruttura e vedere da quell'infrastruttura se abbiamo appunto se abbiamo il distributore pieno, il distributore rifornito. Questo sarà possibile, l'accesso, l'interrogazione, eccetera, attraverso il terzo elemento che è il software. Perché specifico la piattaforma cloud? Diciamo che oggi l'internet in termini di sua funzione di connettività lo diamo un po' per scontato, tant'è che possono esserci anche reti che si distaccano dall'internet in questo tipo di soluzioni, poi di nuovo vedremo. Piattaforma cloud perché è oggi per il livello di qualità delle soluzioni un elemento necessario per arrivare a mettere a punto dei servizi di IoT sofisticati tanto quanto basta per soddisfare il bisogno di chi li vuole adottare, no? Quindi oggi rispetto alle famose lattine di Pittsburgh in Pennsylvania, distributore di lattine, dobbiamo ragionare anche su uno standard che è molto più sofisticato e che posiziona queste soluzioni ad un livello interdisciplinare e quindi che già nei suoi elementi base richiede che vi siano connotazioni precise, quindi device intelligenti che vanno oltre l'interruttore on-off e appunto queste queste infrastrutture che si appoggiano sul cloud perché offrono parecchia capacità di elaborazione e storage. Qui vediamo quindi in grafica quello che abbiamo appena detto, dove le parti più visibili sono all'inizio e alla fine della catena, gli smart device e le azioni, gli analytics che ci vengono generate alle macchine per poter agire su di loro o anche soltanto essere informati, e in mezzo degli elementi di raccolta dati, e qui troviamo il cloud, di storage, e qui troviamo l'infrastruttura fisica del cloud, e poi l'elaborazione che è identificata nella slide precedente dal software. Quindi, punto distintivo dell'IoT saranno i sensori, nella loro capacità di elaborare dati, di andarli a salvare su database all'interno, in cloud, all'interno della rete, attraverso dei software che generano, che si identificano con degli algoritmi, con delle operazioni, restituiscono al device delle istruzioni.
Quindi la parte distintiva è quella a sinistra, la parte che riguarda i sensori. La parte di destra è tutto quello che riguarda un po' l'intelligenza della soluzione, come noi possiamo progettarla. Se la parte a sinistra è distintiva, è anche quella, se volete, più inerme, più passiva. Nelle soluzioni IoT il sensore può essere anche qualcosa di molto semplice come questo. Non so se lo vedete, questo è un adesivo con dentro un piccolo circuito, analogo a quello che si può trovare nell'antistaccheggio nei negozi. Se andate per esempio nei negozi che vendono dischi, CD, software, ogni CD è dentro una scatola di plastica, sopra questa scatola di plastica è attaccato un adesivo con dei circuiti elettrici, quello è un NFC, circuito passivo che non ha bisogno di alimentazione, ha una piccolissima memoria, ma proprio poca, giusto per programmarlo e dirgli cosa fare, e questa parte qui reagisce al lettore, a qualsiasi tipo di lettore. Il lettore addirittura lo carica nel momento in cui interagisce con loro e quindi fa reagire quella programmazione che è stata fatta all'interno di questo piccolo adesivo. Da lì vengono scatenate attraverso il lettore, quindi sulla parte destra una serie di azioni. Nei negozi appunto il lettore è quelle barriere che troviamo all'ingresso, no? All'interno del quale noi passiamo, un po' come il metal detector degli aeroporti, che reagisce con questi piccoli circuiti e l'azione che fa scatenare l'azione di allarme. Eventualmente passa anche l'informazione di qual è il prodotto che è passato in quel momento, no? Perché almeno ci si rende conto se è grande o piccolo e si sa come cercare o perquisire la persona che se lo voleva volontariamente o involontariamente portare via. Quindi è quasi un paradosso, no? La parte più distintiva è anche la parte, se volete, più semplice. Il grosso del lavoro poi viene, per dare appunto qualità delle soluzioni rispetto agli standard attuali, viene fatto a destra. Qui un inciso, avremo quindi degli esperti per mettere appunto queste soluzioni che hanno a che fare con l'hardware, col ferro, con la macchina, con tutta la sensoristica, e degli altri esperti che hanno a che fare con tutta la programmazione software. A volte, se le soluzioni sono abbastanza semplici, come l'uso degli NFC, perché qui di sensoristica c'è poco da fare, basta comprarlo e poi il softwareista che lo programma, quindi avremo un'unica persona. A volte, se parliamo di soluzioni più evolute come quelle che tra poco introduco, avremo anche specialisti sul lato hardware e sensoristica. E quindi vediamo a quale applicazioni possiamo fare riferimento. 5 aree prevalentemente rispetto agli sviluppi che stiamo vedendo oggi, ma ce ne sono molte in cantiere, anche grazie ad altri campi che si stanno sviluppando, come le biotecnologie per esempio, o tutto quello che riguarda anche l'ambiente, o tutto quello che riguarda anche la virtualizzazione, quindi la realtà aumentata, realtà virtuale. Potremmo andare a identificare altre nicchie di applicazione. Comunque le 5 che sicuramente oggi fanno ampio uso di queste soluzioni sono quelle che riguardano la persona, e quindi siamo in ambito privato, in ambito cosiddetto consumer, quelle che riguardano le città, ed è un tema molto caldo, molto interessante. Per le pubbliche amministrazioni, ieri sera tardi ho visto una notizia che è passata in rete, che la città di Hebron di territorio palestinese è stata costellata di telecamere da parte dell'esercito israeliano, telecamera a riconoscimento facciale, no? Quindi questa è una applicazione quasi da film che abbiamo visto nei film già 10-15 anni fa, oggi viene utilizzata in un contesto molto complesso e travagliato, e anche al di fuori delle norme sulla privacy per come noi le conosciamo in Europa.
Quindi questo è un tema sicuramente attuale fino ad arrivare a queste applicazioni. L'Industry 4.0 ne ha fatto accenno anche col primo esempio con la parola automazione. Sicuramente tutto quello che è lavoro fisico nel secolo scorso abbiamo visto una grossa impennata e investimento per automatizzarlo nella logica dell'efficienza, no? Di produrre di più a costi sempre inferiori. Oggi questo trend con l'IoT fa un salto, il cosiddetto salto di paradigma, e vedremo secondo quali regole. Nuovi modelli di business, che è un po' anche indotto dall'Industry 4.0. Il modello di business, detto in soldoni, significa come un'azienda fa soldi, no? Ossia il modello di business tradizionale è un modello di transazione, quindi ti do un prodotto e servizio e mi dai dei soldi. Vediamo oggi, al di là dell'IoT, modelli di business molto più innovativi, servizi che noi riceviamo gratuitamente, perché magari li paga qualcun altro. Tutti avranno in mente Google, i motori di ricerca, che allora il prodotto, cioè, legato a questi c'è lo slogan, il prodotto siamo noi, no? Perché se noi possiamo cercare in rete gratuitamente tante cose, senza più abbonarci, che so, alle vecchie pagine gialle o ad altri servizi, se possiamo utilizzare le mappe, dei fogli di lavoro, elaborazione dei documenti, tutti questi servizi gratuiti, ci sarà qualcun altro che paga. Quindi siamo di fronte a un modello di business cosiddetto asimmetrico, ossia io do un servizio, qui prendiamo per esempio Google, da diversi servizi a noi, e li paga qualcun altro. Non c'è più la simmetria che sono io a dover restituire soldi per un servizio, ma li pagherà qualcun altro. La logica è quella della pubblicità, e allora capiamo bene che questo meccanismo asimmetrico è iniziato da molto tempo con, per esempio, le televisioni private, che sono gratuite per il cittadino finale, perché hanno introiti dalla pubblicità, e un fenomeno che adesso è un po' scemato, quello che della stampa gratuita, no? Quei giornali che vengono distribuiti nelle stazioni, nelle metropolitane, sui mezzi pubblici e in altri contesti, no? Cioè, il più famoso si chiamava Metro, che tra l'altro è una testata internazionale, che appunto gratuitamente mettevano a disposizione del cittadino giornali quotidiani, brevi e anche più superficiali nel trattare le notizie, a fronte degli introiti che arrivavano dalla pubblicità. No? Quindi modelli di business nuovi. Poi oggi parleremo di nuovi modelli di business fino agli ecosistemi. E poi c'è il tema applicazioni di IoT sull'impatto ambientale. Ok? Vediamo quali sono. Rimaniamo sul consumer, persona, domotica. Questo è un esempio di una linea di prodotti che riguarda, diciamo, la vita quotidiana. Una forchetta che ti consente di dire quanti bocconi hai mangiato in un pasto e con quale velocità. Questo per darti un feedback attraverso l'app che vedete rappresentata nella figura, un feedback rispetto se hai seguito un'abitudine alimentare sana e corretta. Quindi tutti abbiamo sentito quando eravamo piccoli dai nostri genitori: non mastica bene, non mangiare in fretta. Ecco, la forchetta dimostra che questa pratica porta a dei benefici. Oltre a questo, poi l'app può aggiungere informazioni dietetiche e altri feedback sulla base degli algoritmi che sono stati messi a punto. Una cosa simile c'è anche in ambito sportivo.
la racchetta del tennista Nadal nel manico ha dei sensori che misurano tutti i movimenti, quindi lui a fine allenamento, a fine partita, può vedere tutte le statistiche sulla potenza, la forza, il numero di colpi, la tipologia di colpi. Se comprate un smartwatch abbastanza evoluto, avete anche voi la possibilità, se giocate a tennis, di vedere la forza che avete imposto alla pallina. Se andate a nuotare, automaticamente vi conterà il numero di vasche, che se nuotate anche voi come me sapete che è facile perdere il conto, e non solo, vi dice, oltre alla velocità, alla distanza, eccetera, quante vasche avete fatto a rana, stile libero, a dorso e così via, perché in base al movimento del vostro polso l'orologio capisce, essendo dotato di algoritmi opportuni, capisce come siete posizionati in acqua, che stile state facendo, con quale stile state nuotando. Ancora, sempre sulla persona domotica, ci spostiamo un po' sulla salute, quindi non solo leisure, diciamo, o benessere, ma anche aspetti medici. Ci sono diverse applicazioni oggi che hanno il loro sensore in piccoli dischetti, qui lo vedete nello schermo del cellulare, che vengono applicati sul braccio e che con piccoli aghi consentono di misurare la glicemia e quindi di adattare comportamenti alle imitazioni rispetto alla dinamica della glicemia. Capite che per tante patologie, pensiamo appunto ai diabetici, ma non solo, quando viene misurata la glicemia, fino a poco tempo fa era a carico del paziente il doversi fare una piccola puntura sul dito per capire il livello di glicemia e dosare l'insulina da farsi prima del pasto, no? Chi aveva problemi di diabete, chi ha problemi di diabete si comporta così. Quindi hai delle misurazioni della tua glicemia in corrispondenza dei pasti, o hai delle misure, e a questo si aggiungono eventuali altre misurazioni per prescrizione medica, o quando il paziente stesso ritiene di non sentirsi troppo bene, allora per verifica fa una sua misurazione personale. Che cosa cambia con questi dispositivi? Innanzitutto cambia la qualità della misurazione, perché è una misurazione praticamente continua. La qualità del misurare, no? Perché non mi devo più bucare un dito, non ci devo neanche pensare, devo semplicemente aprire un'app se voglio vedere come vanno le cose, o addirittura l'app è dotata di notifiche che può darti degli stimoli, attirare la tua attenzione in caso di situazioni particolari, alta o bassa glicemia. Ed eventualmente l'app potrebbe anche in corrispondenza dell'orario di pasto o poco prima dire: guarda, tra poco arriva il momento del pranzo, in base ai dati di oggi comportati in questo modo, no? Dati proattivamente delle linee guida per adeguare il tuo comportamento. Quindi se dicevamo che l'IoT era la possibilità delle persone di governare lo stato dei device, vediamo che questa applicazione è un po' il contrario, cioè il device che governa il tuo comportamento, il tuo stato, no? Quindi, però non male per la qualità che restituisce. Altro ambito, sempre consumer, B2C, quindi business to consumer, che vede tantissime applicazioni, è quello della casa cosiddetta domotica. Anche qui è arrivato, grazie a internet, una diffusione capillare, una crescita esponenziale di questo settore. Grande impulso l'ho avuto quando sono arrivati gli smartphone, no? Perché prima comunque dovevo andare da un operatore esperto, l'elettricista, ma un elettricista evoluto, se vogliamo semplificarlo, o l'impresa edile evoluta, per farmi montare un allarme che comunicasse con il mio telefono o facesse partire la chiamata alla polizia in caso di intrusione, per montare delle serrature automatiche, per montare un sistema di riscaldamento adattivo, eccetera, eccetera, no? Oggi con gli smartphone queste applicazioni sono diventate davvero alla portata di tutti. Questo NFC io ce l'ho perché inizio a programmarli per
governare le luci del mio studio e anche le prese, no? Adesso non so se riuscirà la demo, vediamo. Provo a vedere se cambia lo stato delle luci. Forse avete sentito uno scatto, no? Allora facciamo così, provo a spegnere le luci e vediamo, vi faccio vedere quanto è semplice adattarlo. Spengo la luce qua di fianco a me. Ok, vedete che è cambiata l'illuminazione. Se lo metto qui e lo leggo, non me lo prende più. Sto che programmarli ieri, No. Ecco qui, si è riaccesa la luce. Avete visto? Quindi è veramente molto semplice, non ci vogliono grosse competenze informatiche perché ci sono delle app che vi consentono di lavorare con la logica if then, quindi se avvicino a quel sensore allora accendimi quella luce o accendimi X luci e prese, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che anche qua nascono tantissime opportunità, ma non solo, perché poi vedremo ci sono anche tutta una serie di punti di attenzione da presidiare. Se adesso andiamo a vedere in ambito Industry 4.0 stiamo parlando di automazione. L'automazione ci viene in mente la catena di montaggio, ma non solo. Oggi che viviamo in un mondo dove possiamo ricevere a casa qualsiasi tipo di prodotto anche in tempi brevissimi, nelle grandi città addirittura in un'ora o un paio d'ore posso fare arrivare a casa mia un detersivo per la lavatrice e anche in orari di chiusura negozio. Questo è possibile perché dietro c'è un'altissima automazione. E qui vediamo un magazzino, non è Amazon, non è un magazzino di Amazon, ma di un'altra azienda logistica del Regno Unito, un magazzino che è altamente automatizzato. Queste sono le basi di ricarica.
Ok, avete visto al di là, innanzitutto le dimensioni di questo magazzino, no? Non era possibile vedere le pareti di fine quando facevano le inquadrature su campo lungo. Secondo, abbiamo visto che di fatto è una sorta di ferrovia a intersezione su base quadrata, come un reticolo di assi cartesiani, con questi piccoli macchinine, piccoli trenini che con la tecnologia 4G, come citavano i sottotitoli, rimangono in comunicazione dalla base, diciamo, che gli manda le istruzioni e in comunicazione anche tra di loro per non andare in collisione. Quindi sono veramente liberi di muoversi su questa rete di strade costruita come un reticolo. Hanno poi la particolarità di andare a pescare il prodotto e andarlo anche a, avete visto, prenderlo, sospenderlo davanti a degli scanner, lo gira, viene riconosciuto il prodotto e agganciato a quell'ordine e messo in una cassettina che poi verrà spedito. No? Quando sono solo prodotti alimentari, quindi un grocery store, una drogheria, diremmo in Italia, prodotti alimentari confezionati che vengono gestiti in questo modo. L'intervento dell'uomo si vede nella prima parte del video, in cui è un intervento sulla macchina, non più sul prodotto come era nei vecchi magazzini. No? Nei nuovi magazzini ci sono degli operatori che di fatto sono dei tecnici di hardware e software. No? Quindi il magazziniere, se volete, è anche un'evoluzione ad un livello più alto nel suo ruolo. Qui tra l'altro vedete che nei video successivi di YouTube ci sono altri 2 video, quelli in basso si vedono dei robot di natura diversa, sono dei robot più bassi che anche loro lavorano sul reticolo ma apparentemente più libero perché è solo rappresentato da strisce sul pavimento, e loro sollevano gli scaffali sotto i quali riescono a infilarsi e movimentano la merce. Quindi non arrivano a toccare il prodotto viene messo in questi scaffali da altre macchine e poi arriva all'uomo che confeziona tutto. Quindi c'è un'automazione un po' sul livello minore. Quello che abbiamo visto di Ocado Warehouse, che si trova appunto nel Regno Unito, è un'evoluzione molto molto spinta. Tecnologia 4G è già una tecnologia superata dal 5G, 5G che è già praticato soprattutto in ambito business e industriale, tant'è che voi riuscite a trovare anche le SIM, dati, SIM solo dati, no? Solo per la trasmissione dei dati in rete, anche su Amazon le potete comprare, costano davvero poco, però dopo quello che costa è farsi dare il servizio e programmare la connessione 5G, farsela dare dagli operatori, poi programmare la soluzione che abbiamo in mente di realizzare. Però sono ormai tecnologie ampiamente disponibili e sperimentate. Questo per dire anche il livello di qualità delle soluzioni su cui siamo orientati, siamo settati, come dicevo all'inizio. Queste soluzioni sono presenti nelle moderne macchine anche di un costo medio, quindi tante macchine hanno il navigatore installato trasmette dei dati e a questi le case automobilistiche hanno abbinato degli altri servizi, quindi la possibilità di rintracciare la propria auto, la possibilità di contattare anche telefonicamente l'assistenza schiacciando un bottone sulla propria auto, quindi neanche più dal nostro cellulare, quindi un bottone SOS per esempio, ci mette in contatto con la centrale della casa produttrice di quell'auto e se nel pacchetto abbiamo anche acquistato servizi di assistenza, non mi devo neanche più preoccupare di chiamare un carro attrezzi perché questo avviene appunto a carico del produttore di auto. Quindi il produttore di auto inizia anche a vendere diversi servizi. Smart City, le applicazioni qui sono davvero tante, tutte orientate a migliorare la qualità
di vita all'interno della città e ovviamente anche i costi, perché lo spreco di risorse, soprattutto oggi che ci siamo ampiamente resi conto della scarsità delle risorse. Un'applicazione è sicuramente la gestione del traffico per avere dei miglioramenti sul livello di polveri sottili diffuse all'interno delle città, soprattutto quelle più grosse, ma non solo, anche di viabilità e qualità dei servizi, perché nel traffico poi si muovono anche veicoli della pubblica amministrazione, quindi autobus, urbani, interurbani, a corto raggio, a lungo raggio, la gestione dei rifiuti richiede lo spostamento appunto dei camion per la gestione dei rifiuti, ambulanze, anche qui, quindi la possibilità con una gestione intelligente dei semafori di favorire lo smaltimento di traffico, quindi non più il semaforo programmato a priori su quell'incrocio, magari avendo un occhio anche se si è bravi all'incrocio successivo in modo che vi siano i verdi tutti insieme, che le macchine possano scorrere senza creare ingorghi, ma dei semafori intelligenti perché riescono a prendere i dati dallo stato attuale della situazione, quindi contando per esempio il numero di auto che stanno arrivando in quella parte di città, e quindi su alcune arterie piuttosto che su altre cambiare la frequenza con cui scatta il rosso e il verde proprio per smaltire traffico, ma soprattutto nelle ore di punta, e adottare una frequenza di rosso e verde diversa quando invece il traffico è inferiore. Ancora, queste sono forse le prime applicazioni che abbiamo visto nelle città. Ricordo un avveniristico progetto forse già 10 anni fa a Barcellona, dove hanno lavorato sui rifiuti ma anche sulle luci, rendendo intelligenti le luci a reagire al contesto, ossia a illuminarsi di più e di meno a seconda della situazione, risparmiando così energia. Illuminarsi di più quando vedevano alla sera una persona da sola passare in quella via, quando invece c'era un gruppo di persone si illuminavano di meno. Questo per favorire la sicurezza delle persone. Oltre a questo, la possibilità di rilevare dei dati di nuovo sul traffico, ma anche sugli incidenti o su altri problemi, immaginiamo ad allagamenti, incendi, eccetera, oggi con sensori anche abbastanza economici di riconoscimento di immagini possono essere implementate queste soluzioni. Quindi la luce viene vista come non uno strumento di illuminazione, ma come una piccola sentinella che ci può aiutare a capire qual è la situazione in una particolare area della città. Qui dicevamo appunto diversi servizi, vediamo l'altezza urbana, quindi cassonetti intelligenti, questo era stato fatto tra le prime città a Barcellona, dove è il cassonetto che dice alla centrale, vedete là in alto il computer al centro, al cloud, dice sono pieno, vieni a svuotarmi, e quindi vengono fatte le corse dei camion dell'immondizia in modo molto più efficiente, perché viene mandato fuori il camion solo quando serve, e magari aumentare il numero quando ci sono dei momenti più critici, più significativi. Qui il caso classico è anche a quelle città a vocazione turistica che in alcuni periodi dell'anno hanno picco di affluenza, quindi anche un picco nella produzione dei rifiuti. La stessa cosa può essere fatta in modo più intelligente, cambiando i percorsi e la frequenza in base alla produzione dei rifiuti, alla tipologia dei rifiuti, e quindi pensiamo all'industria, quanti rifiuti una struttura ospedaliera può produrre e quali possono essere quelli da gestire secondo alcune specifiche particolari, no? Quindi smaltimento di materiali radioattivi che ci sono negli ospedali, smaltimento di materiali inquinanti, di farmaci, sostanze chimiche, anche qui lo posso governare in modo molto più mirato ed efficiente. Tema della sicurezza viene, che è sempre un tema di Smart City, viene
potenziata la possibilità di rendere sicure le nostre strade con, appunto, come vi dicevo, delle luci che hanno delle videocamere incorporate, dei segnali stradali intelligenti che gestiscono meglio il traffico e quindi riducono la possibilità, la percentuale di rischio di incidenti, e anche quegli incroci intelligenti che allo stesso modo, modulando il flusso delle auto, riescono a ridurre i sinistri e i danni. Veicoli di emergenza intelligenti, fino ad arrivare alle auto che si guidano da sole, che danno la possibilità di avere più risorse libere per l'intervento in caso appunto di emergenza, e anche gli edifici intelligenti che possono anche fornire dei dati sull'ambiente, no? Oltre a che condividere filmati in caso di eventi nefasti o eventi criminali, quindi favorire per esempio le indagini o la ricostruzione di quello che è successo. Nuovi modelli di business. Vi faccio vedere quello che secondo me è una buona innovazione, e comunque è una innovazione che risolve un problema di fare la spesa in modo veloce, non come fatto Coop in occasione dell'Expo 2015 a Milano, dove ha realizzato un supermercato che adesso è presente anche nella città di Milano in 1 o 2 punti, ricco di pannelli di informazioni, di dati attraverso digitale. Amazon si è concentrato su un problema molto più interessante per gli utenti, che è appunto ridurre il tempo e ridurre le code. Vediamo. Avete visto? Attraverso dei sensori di diverso tipo io mi registro l'ingresso, vengo riconosciuto, vengo seguito, se tiro su un prodotto viene quindi aggiunto automaticamente al mio carrello virtuale, quando esco viene registrata la mia uscita, si chiude il conto e sull'app che ha registrato la mia carta di credito viene pagato il tutto rispetto alla quello che è stato registrato con la spesa. La cosa funziona, sono ancora piccoli questi supermercati, ma oltre a Seattle, dove c'è questo primo prototipo, sono stati aperti altri punti vendita, e risolvendo anche dei problemi che sono stati intercettati al primo prototipo, per esempio quando si va a fare la spesa in due, no? Senza dover fare due conti, si viene riconosciuti vicini quando si arriva, e anche se si fanno percorsi separati, tutti i prodotti presi dall'uno o dall'altro vengono aggiunti allo stesso conto. Questo fa uso di riconoscimento facciale, sì, quindi bisogna anche capire qual è il livello di privacy a cui si accetta di acquistare determinati servizi, e poi c'è tutta la sensoristica di scaffali che consente di identificare quale prodotto metto in tasca. Questo invece è Pizza 4.0, una pizzeria senza più personale. Non c'è veramente personale, zero. Nelle 2 ore che abbiamo fatto settimana scorsa l'avevo già citata questa soluzione. Tra gli organizzatori di T2I c'era Caterina Munafò, che adesso si trova a Parigi, e mi ha mandato questo video. È andata a provare, ha detto che la pizza è buona. Ok, video breve, però si capisce come c'è tutta la parte di movimentazione dall'impasto ai condimenti che viene fatta da questi robot fino ad arrivare al taglio. La pizza poi si infila in questa botola, scorre sulla destra, viene da questa parte del vetro, si apre lo sportello,
cioè si apre lo sportello se voi mettete davanti il QR code, il codice barre che è stampato sullo scontrino che avete ottenuto quando avete pagato per l'ordine della pizza. Quindi io scelgo la pizza, faccio l'ordine, pago, parte questa catena di montaggio sotto i miei occhi e poi arriva questa pizza che di fatto è la pizza con tutti i crismi, anche buona, a prova della collega di T2A. Nuovi modelli di business, aspetti interessanti anche nell'agri-food, interessanti perché innanzitutto stanno attirando un sacco di investimenti, soprattutto in Italia noi abbiamo una varietà di coltivazioni molto ricca che riusciremmo a preservare e a rendere anche più redditizie, perché attraverso l'uso di sensori specifici per queste applicazioni si possono fare degli interventi mirati sui propri terreni, no? Quindi all'interno dello stesso terreno si può capire che vanno dati più minerali in un punto piuttosto che in un altro, più acqua in un punto piuttosto che in un altro, sarà la macchina ad avvisarmi quando è il momento corretto per andare a raccogliere le piante, quello che ho prodotto dai miei terreni, dalle mie piante, magari suggerendomi una parte di raccolto farla in un momento, una parte di raccolto farla un'altra, se non anche allertarmi sullo stato di salute delle piante. Abbiamo visto qui anche l'impiego di droni che scattando foto al terreno e confrontando queste foto con foto di terreni in salute possono arrivare a comprendere che cosa è necessario fare sul nostro terreno o se vanno bene le cose. Sempre a Expo 2015 venivano esposte, che era il tema, era il food, sono state mostrate anche dei wearable, no? Quindi dei wearable per animali da fattoria, quindi la mucca con delle cinture, delle fasce in diversi punti del corpo per avere dei dati sul suo stato di salute, quindi sulla sua produttività, tra virgolette, ma anche per tenerla più curata e quindi favorire il benessere dell'animale. Droni, anche qui su droni a lungo raggio, possono arrivare anche a chilometri di distanza e trasmettere l'immagine a dei piloti che devono essere opportunamente addestrati e consentono quindi l'accesso a dei terreni non facilmente raggiungibili o raggiungibili con fatica e con tempi lunghi. Quindi in occasioni di calamità naturali, incendi o nella ricerca di dispersi è ormai una soluzione che vede piuttosto diffusa, che vede assolutamente dei benefici per presidiare incendi, anche eventi criminosi, tra virgolette. Forse non tutti non sanno che nei porti è importante tenere d'occhio movimentazione di merci, perché poi c'è sempre qualcuno che cerca di approfittare del momento di carico e scarico e stoccaggio dei prodotti. Altri progetti legati all'ambiente sono il progetto Trace qua in Italia, in Umbria, dove nella foresta di Piegaro le piante sono state dotate di una sensoristica alimentata da pannelli solari che consente di fornire costantemente dati sul stato di salute della pianta, così come per quel dischetto dei diabetici si può fare questa analogia. E un altro progetto internazionale sul riconoscimento delle impronte degli animali e anche da qui dalla semplice impronta poter ricavare un sacco di informazioni sugli animali. Quindi chi studia le migrazioni per esempio non dovrà più fare mesi di appostamenti, ma semplicemente quando c'è la stagione migratoria andare a rilevare le impronte, perché oltre al numero di animali fornisce anche informazioni piuttosto dettagliate su peso, dimensioni e altri dati che possono indurre a capire lo stato di salute dell'animale. Ok. E questo abbiamo visto le applicazioni in quei 5 ambiti, no? Consumer, città, industria, modelli di business per la pizza o appunto il supermercato senza
dipendenti e l'ambiente, applicazioni che riguardano l'ambiente in senso lato. Come si realizza questo? Oggi stiamo assistendo appunto ad un grande salto di qualità delle soluzioni, favorito essenzialmente da tre elementi, no? La diffusione dei device, gli smartphone, dell'aver reso semplice temi di gestione di informazioni e automazioni anche a distanza, grande capacità di calcolo, potenza di calcolo e grande capacità di archiviazione, di storage dei dati, no? Perché poi queste soluzioni generano tantissimi dati. Per esempio, se io nella mia piccola pizzeria automatizzata volessi capire se ho fatto i prezzi in modo corretto per avere X di margine, piuttosto che se volessi introdurre una promozione e appunto una scontistica e devo tenere d'occhio il margine, devo iniziare ad avere anche dei dati sulla velocità di preparazione dei diversi tipi di pizza, ma non solo. Se arriva un gruppo che me ne ordina 3 diverse, qual è il tempo e il numero di operazioni, anche l'energia consumata per gestire 3 diverse pizze, visto che ad oggi la catena di montaggio è ancora una, quando invece le pizze sono tutte uguali, se questo posso fare un'efficienza, allora se ho tutti questi dati, e sono tantissimi i dati che vengono fuori da 3 o 4 bracci che avete visto lavorare alla pizza, allora io riesco a fare delle scelte molto mirate e ridurre molto quello che è il rischio di impresa, ovvero il fatto di aver fatto una scontistica troppo aggressiva e poi trovarmi a far fatica a pagare i costi, no? Quindi se invece io ho dei dati posso fare delle proiezioni molto più precise e costruire la mia offerta senza il rischio di perdite. Ecosistemi, perché si parla di ecosistemi in questi contesti? Però mi fermo un attimo per sentire dalla vostra voce o chat se ci sono domande, dubbi, qualche richiesta. Niente? Non vedo nessuno neanche in chat. Quindi dovrebbe andare tutto bene. Guardo di là perché ho l'altro monitor su cui ci sono le chat. Ok. Ecosistemi. Allora, l'ecosistema che... no, vedo la collega di T2I che ha acceso la telecamera, non so se voleva fare un intervento. No, ti stavo ascoltando, ero qui. Adesso a metà prevedo anche una pausa, però se avete bisogno di far pausa possiamo farne anche due più piccole. Sì, o magari se ci vogliono anche dire di cosa si occupano, così magari si riesce anche in chat, magari così. O se hanno qualche domanda gliel'hai già chiesto, però se magari avevano qualche curiosità su quello che tu avevi appena spiegato. Scusami, ti do del tu, sono passata del tu in automatico. Sì, magari diteci di cosa vi occupate. Allora, Paolo Tona lavora al comune di Conegliano, l'altra volta aveva fatto qualche considerazione sui temi di intelligenza artificiale, però se ci vuole dire qualcosa in più. No, al momento non ho grossi chiarimenti da chiedere. Sto aspettando appunto
il prosieguo del seminario mi interessa parecchio. Ok? Di cosa ti occupi? Ci diamo del tuo, Sì, Paolo. sì. Io Di sono, cosa ti come, occupi? sì, io sono dell'ufficio patrimonio del comune di Conegliano, quindi mi occupo del patrimonio immobiliare, mobiliare e cose collegate, diciamo, quindi la gestione di questi aspetti. Ok. E come ovviamente partecipando a questi corsi è un po' per capire se il mio lavoro può avere beneficio dalle nuove tecnologie, insomma, e come fare eventualmente per far cambiare anche un po' l'impostazione e l'organizzazione del lavoro nell'ufficio, ecco. Ok. Grazie. Invece Cristina, o anche in chat, potete... se non Vedo avete- Sirena che aveva risposto in chat. Ok, dipendente del Comune di Conegliano, sportello, ufficio, servizi sociali. Ok, grazie. E Cristina che aveva già partecipato agli altri 2 seminari, se non sbaglio. Forse non può intervenire. Ok, allora perché parlare di ecosistemi, no? Torno a quella slide iniziale, vediamo se riesco a fare il salto diretto, dove si parlava delle 3 componenti base, no? Questa slide qui. E mi ero soffermato in particolare sul cloud. Il cloud è quella tecnologia che consente di appoggiare su server di rete il software, i dati, no? Quindi l'abbiamo visto anche in questa slide, l'architettura. Perché fare questo? Beh, innanzitutto perché non sarà il singola azienda, il singolo ente economico o pubblica amministrazione a doversi comprare server, degli spazi, dei locali sicuri, climatizzati, quindi andando incontro a diversi costi, ma attraverso un abbonamento può usare server di aziende che danno questo servizio. Però avere appunto i dati che vengono generati da tutti i sensori in un unico posto consente di aprire questi dati anche a terze parti. Se andiamo un po' a ragionare sulle applicazioni che abbiamo visto, no? Per esempio, anche una cosa che può sembrare più semplice, la forchetta, no? Se io voglio inventarmi la forchetta IoT, inizio a lavorare sull'oggetto, cercando di realizzare una prima versione che semplicemente dà le informazioni appunto sulla velocità con la quale si sta mangiando, con la quale dura il pasto, no? Eccetera. Quindi proprio le prime informazioni legate semplicemente a questo movimento. Se poi io, e per fare questo, tipicamente queste cose nascono dalle start-up, magari quando si inizia si hanno poche risorse, quindi mi concentro su poco. Se però io con questi dati che ho raccolto e restituisco all'utente, inizio a fare un altro ragionamento. Se questi dati io li fornisco a un nutrizionista, no? E sarà lui a dirmi se una velocità è adeguata, ma questa adeguatezza la riesco a dedurre anche da altri dati che chiedo al mio utente quando si registra, quindi l'età, il peso, eccetera. Ma magari gli chiedo anche dei dati pasto per pasto, cosa stai mangiando, no? Perché sennò la velocità dei diversi bocconi è molto diversa se sto mangiando una bella carne tosta di cinghiale piuttosto che una minestra perché devo stare leggero di stomaco, no? Io ho bisogno di queste informazioni per dare più qualità ai miei dati, quindi se io riesco a dare qualità ai miei dati poi posso aprire e collegare a questi dati il nutrizionista che vuole magari promuoversi anche come servizio alla persona.
questo è il primo piccolo ecosistema, no? Quindi la possibilità di offrire all'utente finale maggiore qualità, perché attraverso queste infrastrutture riesco a mettere intorno alla mia soluzione più competenze, che non necessariamente devo investire per assumere i nutrizionisti, farli lavorare, farli pensare, eccetera. No? Anzi, do un'opportunità a un nutrizionista di arrivare ai miei clienti, e se poi scatta anche un rapporto tra di loro, potrei anche chiedere una fee di ricompensa, no? Una fee commerciale. Capite che il modello di business si arricchisce tantissimo. Vi suggerisco di vedere il film, se non l'avete già fatto, The Founder, sulla storia di McDonald's. I due fratelli McDonald aprirono questo fast food, e tra l'altro è anche un discorso di automazione, no? Ma chi ha portato McDonald's al successo è stata un'altra persona che di fatto gli ha rubato l'idea, li ha estromessi dalla società, e è riuscito a far crescere questo impero quando ha capito che il business su cui lui doveva ragionare non erano i panini, ma erano gli immobili. Allora, c'era un'etica diversa nel mondo degli affari negli anni 70-80, era l'epoca degli yuppies, quindi questa figura è anche un po' controversa nelle mosse che ha fatto, però è un esempio di capire come la propria attività può creare valore. Quindi creare valore è anche un tema della pubblica amministrazione. No, quindi qui la tecnologia ci dà dei gradi di libertà incredibili. I gradi di libertà che la tecnologia ci offre oggi sono legati appunto alla possibilità di creare degli ecosistemi. Ecosistema che ha nella sua definizione proprio la presenza di più attori che non sono sotto il mio controllo, anche se io ho creato la soluzione, ma che partecipano nel dare valore alla mia soluzione. No? Quindi anziché vendere una forchetta e dire per la tua età, peso e il tipo di cibo che stai mangiando vai ad una velocità corretta, se ci metto anche un nutrizionista potrei dire ok, allora hai mangiato così, un po' troppo veloce, probabilmente avrai preso sullo stomaco ed era una lasagna, stasera ricordati di andare piano, e quello ce l'ho io proprietario della forchetta, dell'idea di forchetta, ho io gli algoritmi giusti, e il nutrizionista avrà messo dentro le informazioni anche qua che possono essere governate in modo automatico, che dicono ok, allora stasera per rimanere nella quantità caloriche di tipo di bilanciamento proteine, carboidrati, eccetera, queste possono essere le ricette più adeguate, no? Capite che il valore aumenta proprio per l'apporto dell'ecosistema. Quindi i vantaggi sono di efficienza degli investimenti, perché appunto io non devo assumere nutrizionisti, di automazione diffusa, quindi dovrò però aiutare il nutrizionista che magari non è così digitale come la startup che ha inventato la forchetta, a rendere le proprie informazioni disponibili in modo automatico. Ma non standard, no? Quindi di far arrivare al donna di 30 anni, di un certo peso, con attività sportiva, determinati suggerimenti alimentari, e l'uomo di 60 che deve stare attento a cuore, colesterolo, di un certo peso e una vita più sedentaria, altri suggerimenti. Quindi l'automazione, sempre qui grazie alla tecnologia, non solo tecnologia IoT, può essere il fattore importante per personalizzare molto. Quindi l'automazione arriva anche alla personalizzazione. Al contrario, il dietro le quinte deve essere molto standardizzato, dove la standardizzazione non è più nel prodotto, ma nel modo di lavorare. E l'abbiamo visto negli esempi che abbiamo visto prima, dove lo standard lo possiamo riconoscere nelle manovre di quei robot all'interno dei magazzini, come risolvono per esempio quando incrociano un altro robot. Quella è una regola standard,
il processo dopo aver preso i prodotti, la scannerizzazione e il riconoscimento, la messa appunto nella scatola per poi spedirla, eccetera. La standardizzazione l'abbiamo vista anche nella pizza, quindi io riesco a far funzionare quella pizzeria se do prima una set di istruzioni standardizzate. Quindi se ordino margherita parte una routine standardizzata. Se inizia se mi ordina la 4 stagioni e così via. Concetto assolutamente chiaro e facile da capire, diverso però complesso, può essere complesso da realizzare quando ho tutta una serie di variabilità di cui voglio tener conto. Poi c'è l'ecosistema consente anche un veloce allineamento di fronte a grandi cambiamenti. Per esempio, se torniamo alla soluzione, per esempio la pizzeria a Parigi, no, automatizzata, arriva il lockdown e non c'è personale in pizzeria che può rispondere al telefono e andare a consegnare le pizze. Ma se io ho un ecosistema e mi collego a quelli che fanno delivery di food, no? Glovo e tutti gli altri, adesso mi mette solo Glovo, potrei agganciare il mio software al loro portale e comparire come ristorante da cui i loro clienti possono ordinare. In questo modo, grande cambiamento, piccolo investimento che è un adeguamento di software, un accordo commerciale, non devo assumere persone che vanno a distribuire, ma utilizzo le risorse che sono già presenti nel mio sistema economico e sociale. Ecco il valore qui, il valore dell'ecosistema. E porta poi a innovazioni a livello di sistema. Forse non ci siamo accorti, ma pensate quanto è cambiata la nostra vita con internet e gli smartphone, ma è cambiata anche in meglio, no? Nell'uso del tempo, nell'accesso ai servizi importanti. Oggi parte anche l'anagrafe digitale con la SPID, la carta di identità elettronica, si possono scaricare un sacco di certificati. Io ricordo da ragazzo, quando inizia a fare i documenti, eccetera, le file ai comuni. Io vivevo in una grande città e quindi avevo parecchie persone davanti a me ogni volta che dovevo approcciarmi per alcune operazioni amministrative. Questi i vantaggi. L'ecosistema quindi è molto più liquido, è molto più interattivo e ha dentro in sé le potenzialità perché posso accedere a maggiori risorse che non governerò, saranno degli altri interlocutori che però possono essere allineati opportunamente rispetto ai miei obiettivi, ma anche ai cambiamenti che si assistono. In che tipo di sistema mi muovo? Tipicamente si riconoscono un po' questi elementi, no? Abbiamo due grossi attori che sono la pubblica amministrazione, il settore privato in tutti i suoi settori di applicazione, che sono un po' quelli che abbiamo visto prima, più altre nicchie che si stanno sviluppando. Ci sono gli attori che hanno a che fare con la tecnologia, ci sono gli attori che mettono a disposizione capitali, a volte sono collegati sia a tecnologie, agli attori delle tecnologie, agli attori dei settori privati di applicazioni, e poi ci sono i cittadini, che possono essere visti, tra virgolette, nella loro accezione tradizionale di cliente, ma è anche opportuno vederli come una parte attiva, no? Perché come abbiamo visto, soprattutto adesso che mettiamo gli occhiali dell'ecosistema, come abbiamo visto prima che l'attore può fornire dati su quello che sta mangiando per ricevere maggior valore, ma contemporaneamente con quei dati offre ulteriore valore se c'è qualcuno che li può gestire a livello di sistema.
per altre soluzioni. Non sono riuscito a rintracciarlo, ma nel 2012, 13, giù di là, avevo visto un'applicazione che dimostrava come cambiare un ingrediente nella dieta di una popolazione potesse ridurre, purtroppo non mi ricordo il numero, ma non sono riuscito a recuperare l'informazione, potesse ridurre notevolmente l'inquinamento. Quindi è qui per ottenere questo il cittadino, la persona della strada deve avere un ruolo attivo determinante, no? Noi andiamo al supermercato, siamo abituati a trovare banane tutta la stagione, mele tutta la stagione, arance tutta la stagione. Questo però comporta di far fare a questa frutta parecchia strada per raggiungerci. No? Ed è qui che sta l'impatto sull'inquinamento. Quindi semplicemente cambiando piccole abitudini, quindi frutta e verdura di stagione, io posso avere un impatto significativo sull'inquinamento, non solo nella città dove vivo, nel territorio in cui mi trovo. No, questo è per dire che anche i cittadini devono essere guardati come parte attiva che possono dare un contributo per aumentare il valore delle soluzioni di IoT se le leggo attraverso l'ecosistema. Parliamo quindi di, adesso faccio un po' di salti su più piani, ma proprio perché il tema è sistemico, no? Parliamo di una tecnologia di edge networking quando siamo all'interno degli ecosistemi, no? Quindi network ha a che fare sempre con la rete, con la trasmissione dei dati. Edge ha a che fare con il confine, edge è proprio confine. Ossia, se io voglio far interagire, come abbiamo visto prima, attraverso cloud, condivisione dati, più attori che hanno una loro identità, una loro natura economica diversa, quello che devo fare è il trasferimento di dati non semplicemente finalizzato a far arrivare un pacco, a far muovere un robot per fare una pizza, che sono tutti dati che io muovo ma all'interno della mia soluzione, devo far arrivare dati verso l'esterno. No? Quindi l'edge networking aiuta a costruire queste soluzioni. Cercando di fatto la cosa importante è lo standard legato ai dati, perché questo rende sostenibile tutta la catena. Il sostenibile non è qui nell'accezione ambientale, poi ovviamente l'efficienza ha anche impatto su quello. Qui sostenibile ha a che fare soprattutto sul dato economico. Come l'esempio che facevo prima tra chi ha inventato la forchetta e il coinvolgimento del nutrizionista, se io riesco a creare uno standard di trasmissione dati generato dalla forchetta e trasmesso al nutrizionista, riesco a rendere facile al nutrizionista poter portare la sua competenza nella mia soluzione e quindi aumentare valore al cliente finale. Per fare questo però non è che devo dire al nutrizionista adesso ti devi assumere un IT manager, no? No, devo riuscire a mettere a punto tutte le soluzioni più, i tecnici dicono frictionless, senza frizioni, no? Frictionless. Quindi tutte queste soluzioni che nel passaggio dati hanno già automazione. Dopodiché l'edge networking offre soluzioni di connettività basate su diverse tecnologie, c'è il 5G adesso, c'è il satellite, viene usato parecchio ancora il satellite, e poi ci sono le reti a corto raggio, no?
anche queste già le conosciamo anche noi, persone comuni, quando magari vogliamo trasmettere la musica dal nostro cellulare a un altoparlante Bluetooth, no? Quella è la rete a corto raggio. E poi ci sono le low LoRaWAN, sono reti a bassa energia ma che possono raggiungere ampi territori, no? Wide Area Network, perché è un tema dell'IoT e quello anche dell'alimentazione, poi elettrica, no? Perché se voglio mettere, come abbiamo visto, dei sensori sulle piante, devo essere fortunato ad avere la possibilità di sfruttare il sole con dei pannelli solari, ma non sempre questo è possibile. Poi c'è la smart infrastructure che continua a crescere, e quindi qui stiamo parlando di reti intelligenti e, attenzione, reti di infrastrutture intelligenti, no? Le reti intelligenti, tra le reti intelligenti per esempio c'è la rete elettrica, non semplicemente la rete fibra ottica eccetera, no? Quindi se le luci delle mie strade possono raccogliere informazioni, allora l'infrastruttura li deve saper trasmettere e magari già fare una prima elaborazione dicendo da dove arriva, mettendo insieme quell'lampione insieme a quelli vicini e così via. Quindi l'infrastruttura può essere intelligente. L'infrastruttura è anche intelligente quando riesce a segnalare dei propri malfunzionamenti, oppure quando riesce a gestirsi dei programmi di, oggi chiameremo resilienza, più comunemente backup, sia dei dati ma anche del proprio funzionamento. Queste tecnologie offrono ancora, e qui è un punto cruciale, soluzioni sulla sicurezza, perché se io faccio uscire un dato dalla mia forchetta e lo do ad un altro attore, devo regolare anche tutti gli accordi, innanzitutto economici ovviamente, ma anche legati alla gestione della privacy, altrimenti potrei essere responsabile di un uso dei dati non conforme a quello che il mio cliente mi ha autorizzato. Ma oltre all'aspetto normativo, quando si parla di sicurezza, anche quello tecnologico, come io faccio uscire i miei dati e riesco a garantire che questi non vengano sottratti, utilizzati da altri e così via. E poi c'è tutto lo sviluppo della robotica, anche legato alla sicurezza fisica. Noi abbiamo visto i droni prima, ma possono esserci anche delle soluzioni più vicine alla persona. Una soluzione che c'è da diverso tempo sono dei braccialetti che possono segnalare la caduta della persona, no? Quando una persona cade. Immaginiamo a gente che va a fare ispezioni sul territorio, che lavora in fabbrica, magari un po' da solo, isolato, in un magazzino. Se gli capita un incidente, questi braccialetti consentono di segnalare il problema. Anche qui la segnalazione la faccio, in quei casi è opportuno andare molto veloci, quindi dovrò fare una segnalazione magari subito per far arrivare un'ambulanza. Anche qua sto facendo uscire dei dati, dovrò curare la sicurezza. La mia infrastruttura, che in questo caso è un braccialetto magari collegato a un sistema telefonico, è intelligente perché sa interpretare la caduta senza dover ricorrere ad un'elaborazione sul cloud di terzi, ma ha già in sé qualcosa che è di questo tipo. Attraverso la connettività rende più veloce e sostenibile la chiamata per far arrivare un'ambulanza. Nelle soluzioni di ecosistemi troviamo una nuova, anche qui direi nuova perché non è ancora così diffusa, e realizzarla è davvero un progetto che può essere molto molto impegnativo. Ma troviamo appunto la parte che riguarda il contratto, no? Se io sto, che so, facendo parlare la mia macchina che confeziona cibo con la macchina del fornitore che mi deve far arrivare i rotoli di carta alimentare, che è una carta particolare, che
deve essere fatta con determinati criteri per rispettare le normative, e oggi stanno lavorando anche per ridurre al massimo i rifiuti per ovvi impatti ambientali. Se io devo far parlare queste due macchine anche banalmente sul riordino dei magazzini, proprio perché la mia macchina produttiva sa quanto ne consuma e io gli ho messo il dato iniziale del magazzino, o anche automatizzato la lettura del dato in magazzino, sotto una certa soglia potrei anche far partire l'ordine al mio fornitore senza l'intervento umano, no? Quindi la mia macchina parlerà col magazzino del mio fornitore o con le spedizioni, arriva a quello che è già una richiesta di ordine. No? Questo avviene attraverso le persone oggi, quindi faccio l'accordo quadro con il mio fornitore di carta per alimenti e ci sarà l'ufficio acquisti avvisato dall'uomo in produzione che gli dice mi servono altri 40 rotoli da X tonnellate, no? Allora chiamerà il fornitore che offre questi 40 rotoli, hanno già magari un contratto quadro e dice ok, allora aggiungi altri 40 rotoli a quello che poi pagheremo a fine anno o trimestralmente e così via. Tutto questo può essere oggi fatto dalle macchine grazie agli smart contract. Gli smart contract sono dei, come dice qui la definizione, dei protocolli informatici che facilitano e verificano e fanno anche rispettare la negoziazione del contratto e l'esecuzione del contratto, ok? O parziale o totale, immaginate che magari può esserci un contratto di 400 rotoli di carta alimentare all'anno e ogni 100 viene emessa una fattura, no? Quindi c'è un conteggio da tenere presente e così via. Questa gestione dei numeri dei contratti deve essere riconosciuta da entrambe le parti, cliente e fornitore. Oggi queste soluzioni consentono di farlo fare alle macchine, no? Quindi è abbastanza semplice. No? Quindi semplice che non vuol dire facile, ma semplice la logica che c'è sottostante. Se una macchina ha un controllo numerico, posso programmare la sua produzione, la macchina mi restituisce anche dei dati su quello che ha prodotto, questi dati li vado grazie all'edge networking, a convogliare verso appunto il magazzino innanzitutto magari il mio magazzino che mi dice no, guarda che abbiamo ancora 2 rotoli, quindi ordina quando ne rimane solo uno, e anche qua automatizzare questo passaggio, ma poi il magazzino che manderà il buono d'ordine che può essere un'email preformattata sulla base degli accordi col fornitore, piuttosto che andare a scrivere nel database del fornitore, al database commerciale, l'ordine legato a un contratto quadro e così via. No, quindi credo sia facile da capire questa possibilità. E oggi è veramente possibile e tanti lo fanno. Un'applicazione se volete, abbastanza circoscritta nel funzionamento, ma diffusa, degli smart contract, è quello legato agli aeroporti e alle compagnie aeree per la gestione degli slot. Cosa sono gli slot? Gli slot di un aeroporto è il tempo che viene venduto alle compagnie aeree che consente ad un aeroplano di fermarsi a quel gate in determinati orari per arrivare, pulire e ripartire. Questi slot vengono venduti a tratta, no? Quindi non potrò semplicemente comprarmi lo slot all'aeroporto di Venezia, perché sennò dove vado? Cioè, dopo 20 minuti, un'ora mi mandano via con l'aereo perché ho comprato quel periodo lì, ma dovrò aver comprato uno slot da un'altra parte per appunto a far atterrare l'aereo. E sulla base di questo mercato degli slot capite che è abbastanza critico, vengono fatte tutte le tratte delle compagnie aeree che poi genera un'ipotesi di conto economico che poi genera anche una programmazione aziendale. Queste vengono venduti all'asta con una certa periodicità, mi sembra ogni 4 anni, ma potrei sbagliarmi. Allora, cosa succede?
quando un aereo arriva nello slot, deve rispettare quello che ha comprato. Lo slot a Venezia dall'1 alle 2 di tutti i giorni della settimana, il mio aereo arriva all'aeroporto, non mi interessa da dove arriva, se non le operazioni di controllo, ma non per quanto riguarda la vendita degli slot. Se quell'aereo ha un ritardo in arrivo oppure un ritardo a terra e deve occupare di più quello slot, interviene tutta la macchina di flessibilità dell'aeroporto per smistare gli altri aerei visto che quello slot è occupato, ma deve essere anche registrato questo ritardo perché poi ha impatto sul costo. No? Quindi io non è che ho pagato perché alla base di gara l'acquisto di quegli slot, ma se non li rispetto io compagnia aerea andrò incontro a ulteriori costi. La stessa cosa vale al contrario, se sarà l'aeroporto a dire no, non atterrare qui ma atterra anziché a Verona a Treviso, perché qui abbiamo un problema di congestione, meteo, quant'altro, allora sarà l'aeroporto a dover risarcire la compagnia aerea. Tutti questi eventi vanno registrati, no? Quindi deve essere un'evidenza legale di questo. Gli smart contract vengono usati proprio per questo. No? Quindi aereo e aeroporto scambiano dati per registrare quell'evento e in automatico già andare a aggiornare il conto di fine periodo, fine trimestre, fine anno, a seconda di come si vogliono organizzare. Questo è un altro elemento fondamentale quando si parla di ecosistemi, che non è più semplicemente automazione tra macchine, ma tra attori economici. E per fare questo, un'altra tecnologia che è usata è quella della blockchain. Probabilmente l'avete sentito parlare di blockchain in relazione alle criptovalute, giusto? Allora la chat. Intanto aveva risposto anche Cristina, che è cittadina lei. La blockchain è una tecnologia veramente innovativa. L'avrete, come dicevo, ho sentito parlare sulla base delle criptovalute, ma in realtà è una tecnologia indipendente dalle criptovalute, consente alle criptovalute di esistere, perché si basa su quello, e sostanzialmente la blockchain è una tecnologia che certifica l'esistenza di un oggetto, tra virgolette, no? Quindi è un sistema per il trasferimento di valore tra due poli senza necessità di un intermediario fiduciario. Perché consente questo? Perché certifica che l'elemento è passato da A a B, ma questo è un elemento digitale, un elemento virtuale, non è che ho spostato una banconota da 100 euro piuttosto che un prodotto. Qui sposto un'informazione, no? E anziché avere bisogno di una terza parte che dice sì, effettivamente questa informazione questo elemento è passato da A a B, quindi adesso c'è la B e io certifico che c'è la B, quindi se c'è l'accordo B dovrà dare dei soldi La blockchain quindi è una sorta di registro che non può essere modificato di tutte queste transazioni. Quando avvengono, vengono registrate, non possono essere cancellate. Non o modificate, no? Quindi non tanto perché ci sono crittografie inviolabili, ma semplicemente perché questa informazione viene registrata su talmente tanti server che non vi è capacità attuale per andare a fare la stessa modifica su tutti questi server.
Tra l'altro l'informazione viene spezzata in blocchi, quindi si crea questa catena di blocchi, da qui blockchain, che che è possibile ricomporre attraverso un codice che si chiama hash, che è una sorta di spina di compatibilità o comunque di incastro come un puzzle unico, che riesce a ricomporre questa informazione, e grazie a questa particolare caratteristica di questo software, l'informazione viene dispersa, tutti questi pezzi di informazione vengono dispersi su una rete della blockchain, rete che è composta da server, piccoli o grandi server. Questi piccoli e grandi server, tra l'altro, non è che appartengono tutti, che so, a una banca o ad un ente finanziario, come sono per esempio i server di Amazon per la logistica, no? Amazon ha i propri server e fa girare tutte le informazioni che servono ad automatizzare le operazioni dall'ordine alla consegna. No, questi server appartengono a persone che neanche si conoscono, a persone come noi, no? I cosiddetti miners. I miners sono coloro che entrano sul portale del linguaggio di blockchain, ma i linguaggi blockchain ce ne sono diversi, e trovano indicazioni sulla tecnologia richiesta per accendere un server all'interno della catena di blockchain e del software da metterci. No? Quindi io comprerò il mio computer, no? Quindi garantirò che c'è un backup, devo garantire che la connessione è sempre presente, sempre stabile, e scarico il software che è legato a quel linguaggio blockchain ed entro a far parte di questa rete. Vengo chiamato minatore, perché vado a fare il lavoro, tra virgolette, a fare il lavoro sporco, no? La macchina che elabora tutte queste cose che vengono disperse, che se ricomposte certificano una transizione. Se ricomposte, vengono ricomposte effettivamente da software. Quante più transazioni, informazioni passano dal mio server che è entrato nella rete blockchain X, tanto più io guadagnerò. È previsto che io possa guadagnare da aver messo a disposizione un nodo della rete. Tanti nodi della rete rendono quindi inattaccabile l'informazione, ed è per questo che è certificabile. Questa tecnologia ha fatto molta paura quando è arrivata ai notai, per esempio. E credetemi, io sono stato in Silicon Valley e ho visto dei bar dove accettavano dei blockchain, ma poi leggendo anche stampe locali, non solo costa occidentale, ma anche in altre parti degli Stati Uniti, ci sono case vendute e acquistate con blockchain, ovvero con la criptovaluta basata su blockchain. Così, la prima più diffusa è quella dei Bitcoin, ma ce ne sono veramente tante di monete legate alla blockchain. E poi il Bitcoin e le altre monete che sono entrate nei sistemi di quotazione, che quindi possono essere scambiate con euro, dollaro e così via, e quindi assumono un valore economico e di fatto sono un sistema monetario transnazionale. Tant'è che la blockchain viene utilizzata oggi anche dalle banche, non la criptovaluta, ma la blockchain sottostante. E udite udite, l'Italia è stata la prima al mondo a realizzare un processo interbancario su blockchain, che è il processo di spunta, cioè la spunta che si fa per i movimenti corrispondenti tra diverse banche, no? Perché nei pagamenti che i clienti delle banche fanno, pagano da banca A verso banca B, ci saranno altre persone che pagano da banca B verso banca A, tutta questa spunta dà origine alla compensazione. Una volta si faceva nelle sale di Banca d'Italia portando assegni, eccetera, fisicamente. Anche qui li ho visti, sono degli stanzioni in tutte le sedi di Banca d'Italia, solitamente seminterrato con dei grandi tavoloni, tabelle, una piccola borsa in cui si faceva tutto questo processo.
quindi tante persone e il rischio di parecchi errori. Il blockchain ha sostituito questo, l'Italia ha abilitato il processo su queste tecnologie che appartengono a una famiglia molto più allargata che si chiamano DLT, ossia Distributed Ledger Technology, che vuol dire registri distribuiti, no? Perché poi la logica è questa qua. Che differenza c'è tra i DLT e la blockchain? Due cose sostanzialmente. I DLT sono si basa un po' sullo stesso meccanismo di separare le informazioni e renderle distribuite, ma all'interno solitamente di reti più ristrette e proprietarie. La banca, il sistema LABI in questo caso, ha costruito questo linguaggio DLT per il processo di spunta. L'altra cosa è il costo energetico per ogni transazione, perché la blockchain ha ancora un grosso problema di consumo di energia, perché per far avvenire queste transazioni su tantissimi computer, quindi su quanti più nodi avviene la transazione, tanto più è sicura. Per arrivare a un livello minimo di sicurezza, quindi sono parecchi nodi, e immaginate far girare per un'unica transizione ad velocità quasi istantanea tutto questo passaggio di informazioni richiede parecchia potenza di calcolo, macchine potenti, quindi consumo di energia. Un'applicazione privata della blockchain pura è ancora poco sostenibile economicamente. Il DLT invece sono più leggeri, chiamiamo così, e possono essere su rete proprietaria con delle regole definite dal proprietario della rete, quindi riducono la necessità di impegnare il computer nelle transizioni. Ecco qui. No, quindi la sicurezza poi ovviamente è data dal software. Quando parliamo di software parliamo di algoritmi, in questo caso algoritmi matematici per la frammentazione e ricomposizione delle informazioni, che sono veramente complessi. Si parla che ci sia dietro la blockchain nata da una persona in Giappone che ha scritto un paper su questa tecnologia con l'obiettivo di farla, come si dice in gergo, scalare, perché le persone come noi possono aderirvi, quindi vedete che anche qua è un ecosistema. Non ha dovuto comprare server, ma ha detto: io costruisco un sistema certificato di scambio di informazioni che può essere anche legato alle monete, e faccio in modo che vi sia del vantaggio per le persone che vogliono aggiungere pezzi di infrastruttura dopo che io gli dico quali devono essere le caratteristiche di questa infrastruttura, di server che loro mettono a disposizione. Questo paper, che era solo una pagina che descriveva il codice, descriveva il meccanismo, descriveva i termini di ricompensa, eccetera, è stato sufficiente per far partire questa nuova tecnologia. E quindi siamo arrivati anche ai soldi nell'IoT. Perché se usiamo queste tecnologie e i contratti, dobbiamo anche essere consapevoli che devono passare dei soldi. La mia macchina che fa l'ordine della carta alimentare perché si sta esaurendo può essere oggi anche automatizzata per effettuare il pagamento sulla base di un contratto. Quindi dal momento che esistono queste tecnologie della blockchain che sono state create per le monete, è nata anche IOTA, IoT, no? È la radice comune delle nostre tecnologie. IOTA è una criptovaluta proprio finalizzata a realizzare soluzioni di pagamento tra macchine o tra oggetti. Viene gestita, a differenza delle altre monete, da una fondazione che prevede la realizzazione di modelli di microtransazioni per il mercato delle telecomunicazioni. Quindi non solo se la macchina
che fa incarti, confezionamento di alimenti, paga la macchina che vende la carta degli alimenti e lo fa attraverso una rete, ma viene ricompensata anche la parte di telecomunicazioni legati appunto alla rete. No? Quindi si opera cercando di utilizzare un registro decentralizzato, distributed ledger technology, no? che consentono a questa moneta di operare autonomamente senza l'intervento dei miners. Quindi si è spostato il controllo molto più sul software che non sull'hardware. Quindi sono operazioni che avvengono parallelamente e hanno peculiarità del tutto differenti dalle altre criptovalute. Questo perché se da macchina a macchina deve essere indipendente anche dalle persone. Quindi tra le criptovalute, sulla base del blockchain e quindi in presenza dei contratti, è possibile oggi anche automatizzare i pagamenti. Ok, adesso vi faccio vedere un filmato, è in inglese, adesso metto i sottotitoli. IOTA makes use of distributed ledgers. Unlike most cryptos, it does not use a blockchain. No, scusate. IOTA makes use of distributed ledgers. Unlike most cryptos, it does not use a blockchain. Instead, it uses a technology its developers call the Tangle, which is based off of a mathematical concept known as directed acyclic graphs. This was a purposeful move from the developers, as within this design is what separates IOTA from every other cryptocurrency. Within the design, we have the removal of miners without sacrificing decentralization. With the need for miners removed, so are the need for fees. Yes, IOTA is completely free to use. This is because everyone plays an equal role in the network. Anytime a transaction is made, the issuer must help authenticate to previous and random transactions. It uses a series of cryptographic algorithms along with many other sophisticated techniques to do this work. This work is done behind the scenes on such a small scale that any device could manage it without effort. Ultimately, a network like this allows for two important features: microtransactions and speed. Microtransactions are transactions that can be worth fractions of cents, and cryptos like Bitcoin face many issues with this, largely due to the necessity of miners. In short, you couldn't purchase a coffee with most blockchain-based cryptos. Moving on, we have speed. In cryptocurrency, speed is measured by TPS, transactions per second. We covered this in our last video, IOTA by the numbers. We suggest checking that out if you haven't already. In simple terms, none of us want to be stuck waiting hours for a transaction. Ultimately, with IOTA, the more people that use the network, the faster it becomes, alleviating the issues blockchain-based cryptocurrencies face today. It is these two features that give rise to IOTA's purpose, which is to support and facilitate a machine-to-machine economy, and to be implemented as the underlying protocol behind the Internet of Things. Our goal of reaching 10,000 subscribers is well underway, and everyone at Everything Tangle is so appreciative of all the love and support. If you hadn't heard, at 10,000 subscribers, we will be giving away 1 GI. To enter this giveaway, you need to be subscribed to our channel. You also need to follow us on Twitter and retweet our 10K giveaway tweet. Easy to follow instructions will be in the description below. From everyone at Everything Tangle, thanks for watching. Ecco, non so se si è capito, la differenza appunto quello che dicevo, se hanno spostato sul software la possibilità di certificare con una tecnologia che fa avvenire operazioni matematiche in parallelo su questo Tangle, dove la transazione da A a B viene messa in relazione ad altre due informazioni e da lì parte un complesso processo matematico, ma se avete voglia, le informazioni in rete si trovano, che lo descrivono, che risolve, no? La matematica usa questo linguaggio, che risolve il tema di aver certificato passaggio di informazione. No? Quindi il passaggio di informazione non è più certificato dalla presenza di questo su più computer dei miners,
ma da un complesso sistema matematico che dietro questo teorema dimostra che c'è stato quel passaggio di informazione. Ora, farei una pausa prima di passare a leggere l'IoT dal punto di vista della pubblica amministrazione. Sono le 11:10, facciamo un quarto d'ora, quindi alle 11:25 io non interrompo la registrazione in modo da non avere intoppi, semplicemente spengo telecamera e microfono e le riaccendo tra un quarto d'ora. Va bene. Buon caffè! Grazie, a dopo.
Eccoci qua. Vi chiedo soltanto un segnale quando ci siete. Scrivete pure in chat quando ci siete. Ok, Cristina c'è. Aspettiamo ancora qualche minuto. Che effettivamente un quarto d'ora passa veloce su una mattinata così lunga. Cristina, se intanto ci vuoi raccontare di cosa ti occupi, ti sei presentata come cittadina, ma giusto per capire un po' di background, insomma anche un po' per conoscere l'audience, se vogliamo usare questo tempo così. Se vuoi scrivere in chat, Cristina. In chat, sì, perché mi sa che... Sì, forse non riesce a parlare. Tanto sto organizzando i documenti sul desktop. Vedo la chat. Impiegato amministrativo, ho lasciato un lavoro troppo stressante e sono in attesa di nuove proposte lavorative. Bene, ottimo frangente per aggiornarsi in un periodo dove davvero, un periodo molto interessante, epoca molto interessante quella in cui stiamo vivendo, ma che richiede frequenti e a volte intensivi aggiornamenti, no? Quindi anche nella nostra vita quotidiana di
di cittadini queste cose sono molto molto presenti, no? Sono andato a fare il tagliando dell'auto e quando mi hanno ricevuto in officina mi ha messo davanti qualcosa da firmare per la presa in considerazione dell'auto, eccetera. Poi mi dice, qual è il modulo della privacy? Come per dire, vabbè, facciamo questa cosa che è assolutamente burocratica. In realtà no, perché, come dicevamo prima, le auto oggi sono dotate di una serie di sensoristica e di mezzi di comunicazione che raccolgono parecchi dati, no? E se pensiamo anche in casa nostra la presenza di una smart TV in cui noi possiamo accedere a Netflix, Apple TV, Prime Video, eccetera, con un account, la smart TV consente di raccogliere dati come se fossimo su un computer, no? Quindi chi offre questi servizi raccoglierà informazioni sul singolo utente rispetto a quali servizi, film, prodotti guarda, con che frequenza, con quale abitudine e così via. No, quindi questo è un Certo. tema. Sì. Ti faccio una domanda. Sì. Ci siamo accorti a casa, ma anche con amici, di parlare delle cose, di argomenti, senza guardare sul cellulare, tipo, degli amici mi raccontavano che dovevano comprarsi un materasso nuovo. E quindi discutevano tra di loro, ma non sono andati online a vedere i materassi, però dopo 2 giorni si sono trovati le pubblicità dei materassi sui cellulari, sui computer. Quindi il mio dubbio è che ci ascoltino, cioè no, non so se è il mio dubbio, ormai già ho visto il film di Snowden e là mi ha aperto un mondo. Volevo sapere la tua opinione da esperto. Sì, assolutamente. Lo ascoltano, no? Perché se voi, per esempio, avete in casa più diffusa Alexa, No, ma noi non ce l'abbiamo, per esempio, però... anche io ho qui, io ho di sopra Alexa e qua in studio ho Google Home, ma anche l'assistente vocale che c'è sui cellulari. Quando voi dite "Ehi Siri", se avete un iPhone, e lui risponde, no? Come fa a rispondere? Se uno pensa come è fatta la tecnologia, non è che io schiaccio un bottone, lo attivo e gli faccio la domanda su il materasso, qual è il miglior materasso oggi per dormire. Io gli devo semplicemente dire "Ehi Siri", anche il cellulare lì disattivo a schermo chiuso, gli dico "Ehi Siri", lui si attiva. Se ho un Android gli dirò "Ehi Google", in base a quale servizio ho configurato. Vuol dire che l'elenco delle tue routine, apri l'app Google Home, poi routine. Vedete, ho detto "Ehi Google" e lui mi ha detto se apri l'app di Google Home e guarda le tue routine, no? Vuol dire che è costantemente in ascolto. Ma anche quando sono spenti? Anche quando li spegniamo? Sì, infatti se io vado sull'app di Alexa, di sopra come vi dicevo Alexa, adesso vado a recuperare. E se uno non le ha queste cose, ascoltano lo stesso, secondo me? Ascoltano lo stesso. Se io vado sulla cronologia, adesso dovrei avere anche la possibilità di condividere lo schermo del cellulare. Datemi un attimo. Nella cronologia io vedo anche le frasi che sono state dette ad Alexa. Alexa, riproduce la canzone. Interrompo questa condivisione. Adesso vedo se mi fa condividere lo schermo del cellulare. È veramente pazzesco. E cosa devo fare? Lasciare il cellulare da tutt'altra parte dove sono io se non voglio che mi ascolti? Anche di notte li lascio giù. Vabbè che di notte magari non parlo, ma... Esatto.
poi uno fa anche 2 conti con quello che dice in casa. Poi ci sono degli altri accorgimenti. Vediamo. Voi state vedendo qualcosa? Mi dice che ha avviato la condivisione, ma no. Ok, autorizza. Adesso nulla? No, dice che ha avviato la condivisione dello schermo, ma non può vedere niente. Se no ve lo faccio vedere dalla telecamera del computer. C'è qualche autorizzazione che devo fare prima dell'avvio. Faccio vedere da questa telecamera. Qui ho la cronologia, adesso dovrebbe mettersi a fuoco, di Alexa. E la prima fase non è stato possibile comprendere l'audio. Qui io lo chiamo eco, qui ho le richieste che ho fatto nel tempo. Ok, se vado dentro, per esempio, non è stato possibile comprendere l'audio, ho aperto la scheda, ho anche la possibilità di riascoltare. Adesso non riesco a schiacciare, vediamo. È la voce di mio figlio, no? Che dice, papi... e questo è registrato, no? Cioè, è registrato nel cloud di Alexa, di Amazon. Poi, allora, dovrei leggermi le clausole, no, del servizio e dovrebbero indicare cosa viene registrato. Se viene registrato questa frase con il mio nome e cognome è un conto, se viene registrato uomo, 50 anni, Nord Italia, è un altro conto, quindi lì la privacy è tutelata perché sono delle indicazioni generiche che non consentono di risalire a me. Perché poi ci arriva sui social? No? Ci arriva sui social perché può essere fatto per 2 ragioni. No? Uno è io sul mio cellulare, anche se non ho Alexa, ho questi servizi di assistente vocale, ho registrato il mio account Google sul mio cellulare Android, ho il mio account Apple sul mio iPhone per Siri, e allora sanno che come Alexa che quelle cose le dico io. Poi le app Android o Siri passano questi dati a Facebook, Amazon, che lì c'è un'economia dietro, no? Compro dati, eccetera. Quindi non è che mi passano le frasi che ho detto, ma passano che io spesso interrogo per farmi ascoltare le previsioni del tempo, per esempio, o i materassi, parlo di materassi, e allora già loro dicono, guarda che nella tutte le frasi noi abbiamo rilevato queste parole chiave. Materasso, tempo, canzoni per bambini e così via. E le do tutte a chi me le compra. Chi me le compra, se me le compra Facebook, mi fa comparire nel thread di notizie queste pubblicità. E questo è una cosa su cui adesso la privacy, le norme sulla privacy richiedono espliciti consensi. Però io non ho ancora, scusate, sto rimettendo il cavo del metodo.
ma non ho ancora conosciuto nessuno che si legge tutte, tutte le... lo fanno azienda su azienda, quello sì. Quando devi fare dei contratti aziendali, questo si legge tutto. Quindi Sì, comunque mi confermi che lo fanno, insomma, questo lavoro. lo fanno. Allora, le norme sulla privacy adesso questo flusso di dati lo hanno abbastanza regolato, quindi non si passano più i nomi, eccetera. Però se io apro semplicemente un'app delle mappe, il mio cellulare, senza sapere chi io sia, senza account, poi se apro anche solo internet senza l'account, il cellulare col suo ID fa vedere un sacco di cose. Cioè è l'ID che governa, quindi infatti il nuovo sistema operativo della Apple ti chiede, quando apri un'app per la prima volta, ti chiede: vuoi che questa app tracci il tuo comportamento, ossia che veda anche quello che fai nel telefono con altre app, perché c'è anche questo livello più tecnico, che senza bisogno di account, però io se ti installo un'app vedo anche che magari ne apri altre, o vedo dove ti trovi, o vedo se carichi la batteria, eccetera. No, quindi deduco delle informazioni e cerco di far comparire sul tuo ID, non su Roberto Pezza, ma sul tuo ID, quando quel cellulare che è riconosciuto come ID apre un'altra attività, allora vado a proporti la pubblicità su quelle cose che abbiamo visto. Adesso volevo farvi vedere, per spiegare questa cosa dell'ID, cosa significa. Per esempio, io sulla mia rete di casa, che ha anche 2 studi, il mio e di mia moglie, abbiamo diversi apparecchi, come vi avevo fatto vedere prima, le luci e dei ripetitori. Adesso sono entrato nell'app dei ripetitori e io vedo tutti i dispositivi connessi. Adesso dovrebbe mettersi a fuoco, eccolo qua, che sono tanti, no? Alcuni li ho identificati come questo, che è Mac, che è il mio computer, questo qua, no? E anche i cellulari, iPhone di Roberto, eccetera. Altri sono lampadine o qualche altro dispositivo. Se io entro, dovrei anche vedere il codice dell'IP del dispositivo. Ecco, questo indirizzo qua, che è questo IMEC sotto, è unico per ogni dispositivo. È questo che comunque passa. Appunto il sistema Apple dell'app consente di bloccare all'interno del telefono questi monitoraggi, no? Quindi l'app potrà vedere solo le cose che fa la propria app. Si va verso questo, per cui è molto importante, e quindi bene che ci sia Cristina che dice che non ho perso l'occasione per aggiornarmi anche su questi temi. È molto importante anche come semplici cittadini avere consapevolezza di questi. Poi in casa mia non è che parlo di cose nucleari, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, se mi arrivano delle pubblicità su cose che sto discutendo, perché no? Potrebbe anche agevolarmi, no? È tutto qui, quindi siamo sicuramente in un mondo in cui siamo molto tracciati. Tante volte questo per noi è valore, ma bisogna essere consapevoli di che giro fanno i propri dati. Grazie. Ci sono diverse start-up che stanno provando a mettere a punto delle soluzioni in cui ti installi un'app e allora lavori al contrario, ti blocco tutto e sblocchi tu quando vuoi che gli altri vedano, però non sono ancora così friendly e soprattutto non hanno trovato chi paga, perché qualcuno di noi lo fa, ma altri meno. Cioè lo fa magari uno che ha una posizione di governo,
posizione di un certo tipo. Bene, vedo, non so se sono in Paolo, è rientrato. Sì, sì. Ok, ok. E anche Sirena, forse. Vedo che il Quando abbiamo microfono fatto il web, sì. Ok, ci sono. Quando abbiamo fatto il webinar sull'intelligenza artificiale c'era la parte sulla tokenizzazione delle informazioni, no? Quindi come testo, ma anche adesso la voce che può diventare testo, viene tokenizzata, lì tiro fuori le parole e poi dalle singole parole riesco a orientare questi meccanismi di pubblicità. Ecco, poi su un altro tema della privacy c'è il riconoscimento facciale, perché Apple usa il riconoscimento facciale per sbloccare gli iPhone, e Android usa il riconoscimento dell'iride, che sono meno informazioni. Però dove viene salvata la tua faccia? Dove viene salvata? Poi se andate un po' in rete a cercare queste cose, quando è uscito il riconoscimento facciale c'era già chi aveva iniziato a usare degli algoritmi per provare a realizzare un calcolo in 3D di una persona da foto, da qualsiasi foto. Quindi prendo una foto di fronte, di profilo, eccetera, riesco a ipotizzare un calco, e poi se lo realizzo dovrei riuscire a sbloccare l'iPhone. Poi insomma siamo sempre lì, insomma. È una rincorsa tra buoni e cattivi, no? Gli hacker e chi si occupa di sicurezza. È vero che però, adesso tornando al nostro tema, il tema della sicurezza a questi livelli è molto pervasivo e suggestivo, perché appunto copre le 24 ore di una normale persona. Quando invece la guardiamo dalla prospettiva di attori, entità legali, no? Pubblica amministrazione, imprese, implementiamo le soluzioni di IoT almeno in un universo più controllato, no? Come dicevo prima, tra aziende, quando si devono scambiare dati o quando anche si deve utilizzare un servizio online, come noi stiamo facendo noi, no? Possiamo anche abbiamo un po', io azienda ho un po' più potere e competenza, perché magari è un ufficio legale, di andare a valutare il servizio che mi stanno dando. No, quindi a me è capitato di usare videoconferenze, piattaforme su cui scrivere con dei post-it virtuali, e qualche azienda che storceva il naso se erano americane, perché hanno una regolamentazione sulla privacy diversa dalla nostra. No, quindi anche questo è un tema dell'IoT, ma è un tema affrontato meglio dalle aziende proprio perché all'interno spesso hanno gente con una preparazione verticale su questo, o comunque comprano consulenza con una preparazione verticale su questo. Nella pubblica amministrazione quello che è importante dire quando si parla di IoT è legato a questi elementi, no? Quindi a una definizione di una strategia per l'utilizzo dei dati, a temi di sicurezza, all'intelligenza artificiale anche per tutte le pratiche che possono essere legate ai processi amministrativi, e poi l'edge computing e l'IoT per una serie di efficienze e di velocità. Se vogliamo andare a fondo su ciascuno di questi temi, si apre un mondo su cui la pubblica amministrazione dovrebbe definire un proprio percorso, o perlomeno definire l'operatività se vuole far partire o partecipare a un progetto, perché come dicevamo prima della pausa, sempre più spesso nel mondo digitale e nell'IoT in particolare i progetti sono dei veri e propri ecosistemi, no? Perché
sfido qualsiasi pubblica amministrazione anche in giro per il mondo avere competenza sui droni se vogliono magari utilizzare un'applicazione di questo tipo, no? Quindi per questo si entra quasi subito nell'ambito di ecosistemi, con un ruolo particolare della pubblica amministrazione, no? Anche un ruolo piuttosto importante. Quindi sulla strategia da costruire, se si vuole farla incentrata sui dati, vediamo che dappertutto, no? Governi, ma anche amministrazioni locali o enti più verticali della pubblica amministrazione, che guardano queste soluzioni sostanzialmente, come dicevamo all'inizio, per migliorare la qualità di vita delle persone, no? Almeno la qualità di vita delle persone del proprio territorio. Che vuol dire tutta una serie di servizi, di efficienze, di opportunità per sé anche di risparmio economico, che però se vuoi lavorare sui dati devi anche essere consapevole del loro funzionamento dal punto di vista di privacy, di norme, come abbiamo detto, ma anche di scelte strategiche. Quindi dotarsi di un proprio storage di dati o darlo all'esterno. Dotarsi di quali competenze all'interno della propria struttura. Posso comprare dei servizi per l'utilizzo dei dati che possono arrivare da un sistema di IoT, quindi un servizio esterno, ma allo stesso tempo dovrò dotarmi di competenze interne. Oppure nell'ecosistema io pubblica amministrazione come mi colloco? Mi posso vedere come regolatore, come colui che patrocina certi progetti, ho delle risorse per fare dei bandi che mi consentono poi di dare ai miei cittadini una raccolta differenziata più personalizzata ed efficiente. No, quindi dipende anche molto dai progetti. Quando parliamo di dati, quindi la prima domanda da farsi è come i dati possono aiutarmi a implementare la soluzione. Noi siamo abituati, e questo è un salto in avanti che abbiamo fatto, a ragionare sui dati della persona, questo grazie alla privacy. Qui invece stiamo ragionando su dati di processo, no? Quindi c'è il processo che regola il funzionamento, sto sull'esempio della raccolta differenziata, e questo processo mi deve, è una serie di azioni, di decisioni che devono essere prese in modo efficace grazie ai dati. E allora dovrò ragionare sullo streaming di tutti questi dati, sul flusso di questi dati e come questi dati supportano le decisioni. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, quindi potremmo immaginare un progetto dove c'è il cassonetto che fornisce l'informazione di quando deve essere svuotato. Questa informazione arriva su qualche server che magari la pubblica amministrazione ha comprato, da cui ha comprato il servizio, e si è fatto costruire una piattaforma. C'è una persona del comune che a fronte di questa informazione prende una decisione, fa partire delle azioni, oppure anche quel nodo è automatizzato e all'autista del camion, tra virgolette, gli viene detto: guarda, vai a svuotare quello. Oppure viene anche qui automatizzato, viene costruito il percorso come su una mappa di un navigatore e si dà il via all'autista, che teoricamente potrebbe anche non sapere dove sono i cassonetti, tanto c'è questa mappa che lo guida, no? E così via, no? Quindi questo potrebbe essere fatto. Immaginate poi sul trasporto di persone questa efficienza, raccogliere. Qui il flusso di dati sarebbe diverso, devo prepararmi a raccogliere dati più precisi possibile sui flussi, e in questa pandemia quanto più di utile sarebbe anche molto molto utile,
per sapere che la mattina tra le 7:30 e le 10 devo far arrivare un numero di autobus X e dopo le 10 diminuisce significativamente e così via. No? Però questo richiede veramente una strategia di lungo respiro. Questo secondo esempio vuol dire raccogliere dati non per un anno, ma anche per 2 anni. Perché se devo crearmi una statistica sull'utilizzo dei mezzi pubblici avrò bisogno di vedere tutta la stagionalità e probabilmente avrò delle stime più precise quanto più ripeto questa misurazione anno su anno. No? Allora, la strategia qui richiede di porre un obiettivo di ottimizzazione del flussi dei trasporti pubblici di almeno 2 anni, che arriverà a regime tra X anni, a meno che io non abbia già i dati piuttosto dettagliati e puntuali. Quando parlo di dati dettagliati e puntuali bisogna capire anche dove fermarsi alla misura del dato. L'ideale sarebbe che io riesca a contare tutte le persone e anche a sapere dove l'utente A sale e dove scende, in modo da fare una pianificazione più vicina possibile alla realtà. Questo è, dal punto di vista di potenza di calcolo, di storage dei dati, assolutamente possibile. Capite che però il punto debole è sul sensore, no? Come vado a misurare che la gente sale e scende. E allora, anche qui, scelta strategica. Faccio in modo che vi siano solo biglietti elettronici, no? Quindi che è più facile tracciare. Va bene, so quando le persone salgono, almeno ipotizzando che tutti timbrano il biglietto, ma non quando scendono. Allora, metto dei sensori come ci sono nei negozi che contano i passaggi, li metto alle porte degli autobus, sì, quindi so chi sale, chi scende, ma non so chi ha seduto dove e non quando. Quindi anche qui nella fase di costruzione della strategia dovrò avere un'interlocuzione con chi fornisce la tecnologia, perché probabilmente riesce a darmi una soluzione con una tecnologia che magari io oggi non conosco. Possiamo ipotizzare di mettere il riconoscimento facciale, no? Quindi vedo la faccia che sale, la faccia che scende e quindi so dove è salito e sceso. E quindi il passo dopo è, vado dal legale. Questa roba è coerente con la privacy? Probabilmente sì, perché se vedo una faccia non è detto che io riconosca il nome, no? Ed è nella normale livello di privacy della sorveglianza come c'è fuori dalle banche, dai supermercati, dove si conosce chi entra e chi esce, ma non si sa il nome, no? Quindi la costruzione della strategia incentrata sui dati deve partire dalla consapevolezza di cosa posso fare con i dati per costruire una soluzione, trasporti, traffico, piuttosto che gestione dei rifiuti, e deve affrontare i passaggi progettuali ad ogni passaggio, innanzitutto il flusso di dati, e ad ogni passaggio capire se il dato che è utile per generare valore attraverso una soluzione IoT e se quel dato lì, pur essendo utile, va incontro a vincoli tecnici e vincoli legali. No? Quindi il passaggio è proprio questo qui. Idea della soluzione IoT, capire il flusso di dati, capire il dettaglio dei dati che mi serve, che vuol dire la granularità e la frequenza di misurazione, dopodiché verifica di fattibilità tecnica e verifica di fattibilità o di norme legali a cui sottostare, che probabilmente possono confermare o meno quella granularità di dati. No, questa vuol dire fare la strategia, sono proprio questi passaggi. Diciamo che sta in piedi la soluzione che abbiamo immaginato anche dal punto di vista tecnico, quindi di tecnologie disponibili sul mercato e tecnologico. Lo step successivo è la sicurezza end-to-end. End-to-end vuol dire dall'inizio alla fine, e qui
di nuovo il tema dell'edge computing dell'ecosistema punta l'attenzione al passaggio di informazioni tra un attore, tra un'entità legale ed un'altra, no? Quindi perché poi avranno comportamenti indipendenti. Anche qui, che ho disegnato il mio sistema con la granularità dei dati, i vari passaggi, tecnicamente possibile, dal punto di vista del privacy possibile, dovrò tornare a fare un ragionamento di nuovo tecnico e normativo. Tecnico perché ho detto ok, il flusso è questo, è possibile, metto uno scanner di facce su tutti i miei mezzi, però questo scanner passa da un servizio in cloud su cui ci siamo assicurati che la privacy avvenga, eccetera, poi va a un'elaborazione di un motore di intelligenza artificiale che può essere Azure di Microsoft, poi mi torna sui miei computer, ha fatto già 2 passaggi su altri attori indipendenti da me, su cui ho regolato privacy, eccetera, però devo accertarmi che mi garantiscano la sicurezza. No? Abbiamo visto come in questi ultimi mesi c'è stato il giorno in cui Google è andato giù e nessuno riusciva più a lavorare se stava usando il pacchetto Office di Google. Neanche un mese fa c'è stato il blackout di Facebook e WhatsApp. Allora, poi la comunicazione è stata, in particolare quello di Facebook, si è scollegato il DNS. Il DNS è un po' come dire togli dalle case il numero civico, quindi non le trovi più, no? Non sono più collegate al sistema stradale. E quindi al sistema stradale internet il DNS consente di avere un indirizzo della macchina, come quelli che avevo fatto vedere prima, più o meno, e di tutte le richieste che partono di farlo arrivare all'indirizzo comune. Immaginate di togliere i nomi delle vie, i numeri civici e di mandare in giro un postino. Non arriva, no? È la stessa cosa, dicono, Facebook l'ha spiegata così. Tant'è che hanno dovuto mandare fisicamente i tecnici dove c'erano i server e i server sono disposti in porti diversi con i vari backup per poter ripristinare questo collegamento. Il giorno dopo Microsoft, o 2 giorni dopo, ha mandato una comunicazione che erano riusciti a gestire un attacco informatico che metteva sotto carico le macchine Microsoft e ha fatto una frase un po' ironica anche riferendosi a Facebook. Quindi la domanda è: Facebook effettivamente hanno fatto un errore, si è scollegato tutto dall'indirizzario internet, oppure l'hanno spiegato così ma invece erano sotto attacco? Punto di domanda. No. Ecco che di nuovo il tema della sicurezza informatica è un tema mai raggiunto. Qualsiasi soluzione ha la possibilità di essere attaccata. Mettiamocelo in testa. Poi magari non è così facile attaccarla e superare tutti i sistemi di sicurezza, e per questo gli obiettivi più sensibili sono quegli obiettivi di cui vale la pena, no? Quindi non vengono sicuramente a importunare il libero cittadino se non per mandargli qualche pubblicità. Per quanto invece riguarda l'intelligenza artificiale, qui i vantaggi per la pubblica amministrazione sono diversi e sotto più punti di vista. Un primo vantaggio è cercare di automatizzare operazioni ripetitive. Abbiamo visto anche nel seminario sull'intelligenza artificiale come di fatto oggi l'intelligenza artificiale non è così intelligente, no? Ha bisogno comunque di istruzioni, di processi di apprendimento, di avere indicazioni su dove stanno le soluzioni migliori, poi se la può cavare anche senza troppe indicazioni, ma rimane abbastanza circoscritta, no? Riesce a essere autonoma dove ha capito qual è il compito e l'universo di riferimento. Però questo è sufficiente per identificare nella pubblica amministrazione ambiti su cui istruire l'intelligenza artificiale e fargli svolgere compiti di routine.
o anche segnalazioni. Dice tutto il tema del lotta fiscale, no? Cioè, dell'evasione fiscale. Il vero tema qui è collegare i database per vedere se ci sono i cosiddetti, chi lavora sull'intelligenza artificiale parla di pattern di comportamento, ovvero schemi di comportamento, che possono essere rintracciati da un'intelligenza artificiale e dire: guardate che cittadino A, cittadino B, cittadino C hanno questi pattern di comportamento che tu mi hai insegnato, tu uomo, a me intelligenza artificiale, mi hai insegnato a essere dei pattern un po' sospetti. Scusate, bevo, ma non mi secca la gola. Quindi è un grande vantaggio nella ricerca di situazioni di cui occuparsi. Sistemi di intelligenza artificiale antifrode sono molto utilizzati da tutto il comparto finanziario, per esempio. E la logica è proprio questa qui: fammi capire qual è lo schema un po' sospetto e io passo in rassegna con una velocità che tu non potrai mai raggiungere neanche con 30.000 persone, passo in rassegna tutte il mio database e ti segnalo quelle situazioni un po' sospette. Per fare un esempio, nelle telecomunicazioni cellulari, gli operatori costruiscono delle antenne per cercare di coprire tutto il territorio. Possono anche sulle proprie tralici ospitare antenne di altri operatori. Ovviamente l'operatore A concede uno spazio sulla propria antenna all'operatore B, l'operatore B pagherà questo spazio, l'operatore B si reca all'antenna e installa quello che deve installare. È capitato che queste installazioni avessero delle piccole aggiunte, quindi qualche installazione in più. Ovviamente quindi l'operatore B un po' furbescamente, diciamo, per usare un eufemismo, va a piazzare qualche apparecchio in più su queste antenne. Per l'operatore A è diseconomico mandare qualcuno a vedere queste antenne, perché non è che arriva sotto l'antenna, guarda e capisce, deve entrare, smontare, capire, guardare, no? Quindi diventa davvero diseconomico. Allora il problema è chiaro: come un'intelligenza artificiale può identificare quelle antenne sospette? Dovrò descrivergli il comportamento sospetto. Il comportamento sospetto ha un dato che è abbastanza rivelatore, no? Che è il consumo di energia, perché quanto più apparecchi attacchi, tanto più l'alimentazione elettrica viene impegnata. Se poi queste antenne lavorano con dei picchi, allora tu potresti, conoscendo l'apparecchio tecnico, i suoi consumi, descrivere il pattern di riferimento e dire all'intelligenza artificiale: trovami tutte quelle antenne dove si verificano picchi di questo tipo, no? E il gioco è fatto, no? Quindi non si arriva così semplice, ovviamente, bisogna fare delle simulazioni con dei dati, dei dati parziali, poi provarlo su dei dati nuovi, vedere se l'algoritmo effettivamente segnala quello che deve segnalare, no? Quindi questo è l'automatizzare il lavoro intellettuale delle persone. Anche qua bisogna dotarsi un po' di competenze interne, non tanto per diventare data scientist, ma competenze interne alla pubblica amministrazione per poter andare a valutare e comprare le soluzioni corrette, perché possono esserci livelli di qualità diversi, livelli di nuovo di sicurezza diversi, contratti fatti in un certo modo piuttosto che in un altro, e quindi queste sono le scelte un po' strategiche che dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Sull'edge computing, infine, è quell'area di tecnologia che, come dicevamo, consente di far funzionare
gli ecosistemi, e dalla prospettiva della pubblica amministrazione è molto importante per raccogliere, aggregare, analizzare i dati e rispondere con questi dati, no? Quindi se prendiamo appunto le illuminazioni, adesso anche in diverse città italiane c'è questa applicazione, e però questa tecnologia con il relativo server e elaborazione dei dati tu la compri. A te deve essere chiaro cosa serve raccogliere, aggregare, analizzare, che livello di controllo vuoi tenere e su quale analisi. Sicuramente non ti interessa avere il dato grezzo della lampadina e della telecamera, ma probabilmente ti serve un dato che puoi elaborare magari su zone, strade, fasce orarie e così via. Quindi è importante capire l'uso e attraverso l'edge computing chi sono tutti gli interlocutori, come devono interagire per arrivare a dare un'informazione che sia fruibile e di significato, che vuol dire avere in testa come deve essere fatto, la dico semplice, come deve essere fatto il tuo database da questi dati, no? In realtà è un data warehouse un po' più complesso, no? Ma quindi che cosa questa raccolta dati ti deve mettere in condizioni di fare? E anche qui ci saranno competenze da acquisire. All'inizio potrà essere appunto consulenza esterna, ma come è successo nel settore privato più velocemente fuori dall'Italia, come Stati Uniti e Asia, anche nella pubblica amministrazione vedremo nascere delle professioni diverse da quelle di oggi. Quindi questi sono i punti più, diciamo, un po' più strategici e punti, dei temi su cui provare a rimmaginare come potrà essere la pubblica amministrazione. In tutto questo poi appunto ecosistema, dati che passano da una parte e dall'altra, ormai è riconosciuto da tutti il valore di questi dati, quindi anche nostra preoccupazione da semplici cittadini. In tutto il mondo le pubbliche amministrazioni si sono attrezzate su questo anche dal punto di vista regolatorio e sono state fatte diverse leggi. Vediamo cosa è successo prima negli Stati Uniti, poi in Europa e poi anche in Italia. Allora, Stati Uniti, non so se vi è capitato, ma cultura diversa anche nel rapporto pubblico-privato negli Stati Uniti. Più volte vediamo il presidente di turno invitare in incontri tematici aziende del settore, no? Io ricordo sia Obama, forse anche Trump, o forse era qualche altro presidente precedente, aver invitato per un confronto le aziende del settore big tech, no? Quindi c'era Google, c'era Amazon, c'era Apple, c'era Facebook, c'era Oracle, Microsoft, c'era Salesforce. Queste sono meno note, ma sono veramente anche loro dei colossi per quanto riguarda la digitalizzazione. E da qui di solito poi nascono delle leggi. Quindi lo schema è abbastanza chiaro, trasparente negli Stati Uniti, no? Ma avviene anche qua in Italia, no? Quindi tutte le associazioni di categoria, i vari player, le commissioni che studiano prima di legiferare e così via. Allora, tutti hanno lavorato sul progetto Open Data, no? Quindi di rendere i dati aperti e disponibili, perché si è riconosciuto che questa è una risorsa che può far evolvere i paesi e le economie, che non è una cosa di poco conto. Significa cercare di aggregare il più possibile, il meglio possibile, i dati che poi io rendo disponibili anche gratuitamente per chiunque voglia costruire una soluzione. Ecco che anche le start-up che vogliono inventarsi la forchetta per contare le cucchiaiate durante il pranzo possono accedere magari a dei dati sulla correlazione di malattie date da abitudini alimentari, sulla disponibilità di ingredienti, quindi tutta una serie di dati che poi possono ulteriormente
generare valore per la loro soluzione. Quindi, come si sono mossi gli Stati Uniti? Nel dicembre del 2009 la legge diceva, fatta da Obama, dal governo Obama, era fin dove possibile, sottostando alle sole restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le informazioni online utilizzando un formato aperto che possa cioè essere recuperato, soggetto ad azioni di download, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente utilizzate. Quindi si sta dicendo, pubblica amministrazione, rendi disponibili tutti i dati, ma tutti i dati che mettono in condizioni di essere scaricati ed elaborati. Quindi non è che metti delle tabelle con un dato di qualità bassa vuol dire che non ho l'intestazione di colonne, piuttosto che una tabella ha il dato aggiornato al 98, l'altra al 2005, l'altra al 2021 e alcuni dati sono su base mensile, altri sono su base, quindi c'è tutto un grosso lavoro da fare dietro per omogenizzare e rendere qualità e poi ovviamente renderli accessibili. Per formato open si intende quindi un formato indipendente rispetto alla piattaforma, quindi che tu lo scarichi per metterlo su Salesforce, su Azure, su Watson DBM, sul tuo computer Windows o Mac, i dati devono essere, come dicevamo prima, indicizzati, possibilità di ricerca, elaborati e così via. Quindi dipendente dalla piattaforma, leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso dell'informazione veicolata. Quindi capite che risorsa ricca, no? Se effettivamente si riesce a fare questo. Pubblica amministrazione, pensate a tutti i dati che può fornire, per esempio qui chiamo causa Paolo, no? I dati del patrimonio della pubblica amministrazione di immobili, che cosa può fornire rispetto a consumi energetici o tipologia di edifici, quindi per ipotizzare un bisogno di rinnovo delle fonti di energia. Capite che può anche per la pubblica amministrazione stessa a livello governativo fare delle valutazioni sugli investimenti della transizione verso energie rinnovabili, no? Avere patrimonio contezza del patrimonio degli immobili, per esempio. Europa. Come si è mossa l'Europa? Allora, un paio d'anni dopo hanno implementato su una legge del 2011, poi l'implementazione del 2012, il portale Open Data dell'UE. Vi consiglio di andarlo a vedere ed è divertente quando passano le notizie delle nostre testate giornalistiche andare a cercare di recuperare il dato di origine, no? E anche fare confronti. Per esempio sulla disoccupazione ci sono dei dati interessanti, sul livello di occupazione, non di disoccupazione, fasce di età per confronti di nazioni, e quindi quando guardi lì dici caspita, ma la Francia sta peggio di noi, no? Quindi inizi a capire come l'enfasi, l'emotività che passa attraverso un certo linguaggio giornalistico poi altera anche un po' i fenomeni. Quindi il suggerimento è: tutte le notizie che vi colpiscono, fatevi un giro su data.europa.eu e provate a interrogare. Non è proprio così immediata la navigazione, è meglio navigare in lingua inglese per tirare fuori più dati possibili, però dopo le prime volte, una piccola curva di apprendimento, trovate cose interessanti. Quindi si è espressa la Commissione sul riutilizzo dei documenti della Commissione stessa, quindi gli utenti possono accedere ai dati messi a disposizione da oltre 70 istituzioni europee che coprono l'intera gamma di competenze dell'UE. Quindi sono dati che provengono anche da altri paesi. Oltre ai dataset delle istituzioni europee, il portale mette a disposizione anche vari strumenti, cui è interessante per la velocità di consultazione, che non devo guardarmi dei dati Excel, trovo già tabelle, mappe, grafici
che mi aiutano a capire di più il dato, no? Quindi a fare la lettura del dato. Il portale è open source, i suoi dati sono liberamente utilizzabili per fini commerciali, quindi voi potete anche farci business con quei dati e non commerciali. Ci sono poi alcune segnalazioni che vengono segnalate, sono dei dati che se le vuoi devi pagare. Adesso io non mi sono ancora imbattuto in questo, ma quindi saprei dirvi di che natura sono i dati che devono essere pagati. E quindi siamo passati al confronto tra Italia e Europa, strategia abbastanza simile, un singolo punto in cui rendere disponibili anche gratuitamente i dati per l'elaborazione. E in più l'Europa vi dà anche già uno strumento che fa una prima analisi, no? Perché già un grafico fa una prima analisi dei dati a cui fa riferimento. Italia non c'è grande maturità su questo, infatti vediamo una lunga lista che parte, però parte anche abbastanza presto, no? Tra il 2007 e il 2010, quindi teoricamente come gli Stati Uniti si sono mossi un po' prima dell'Europa, però in Europa capita sempre così, che si muovono i paesi, poi per come è fatta l'Europa risale e poi viene normato a livello comunitario. OpenStreetMap, però guardate come è stato creato. Questo progetto, che è stato almeno il primo di un certo significato, era uno stradario liberamente utilizzabile dal contributo volontario di amministrazioni locali, tra cui Ferrara, Merano, Vicenza, Montecchio Maggiore, Schio. Quindi siamo molto dalle nostre parti, Veneto, Emilia Romagna e Alto Adige. No. Un periodo di gestazione. Allora, innanzitutto 2007-2010 un periodo abbastanza lungo. Progetto geograficamente abbastanza ristretto. Quindi sembra che non sia stato così efficiente. Ancora non ha poi avuto percorsi. Ora, io non ricordo, adesso fatemelo cercare un attimo su Google, quando è uscito il primo iPhone, che 2009 mi sembra, o forse anche il 2007. 2007, 9 gennaio 2007. Perché vado a questa data? Perché è proprio con l'arrivo degli smartphone, quindi con l'interfaccia facile da usare, che le mappe hanno avuto un vero valore, un valore d'uso. Prima sui Nokia c'era, ma col GPRS, quello è il sistema di navigazione, è una sigla che ora mi sfugge, si potevano fare le mappe con un aggeggino che era il TomTom Go abbinato al cellulare, eccetera, no? Quindi io l'ho provato, ma non era così friendly. Dal 2007 poi c'è stata l'esplosione. Capite che questo progetto arriva in ritardo, no? Parte nel 2007, si conclude nel 2010, ha è molto circoscritto come utilità, no? Quindi sono territori anche non sempre collegati, no? Se vado da Merano a Vicenza, non so com'era questa mappa. Comunque, questo è stato il primo progetto della pubblica amministrazione di Open Data, che utilizza anche idealmente dei device che sono i cellulari, quindi siamo in presenza delle caratteristiche dell'IoT, degli elementi di base dell'IoT, sensore, cloud e software. 2010 la regione Piemonte ha realizzato il proprio portale dei dati aperti e si muove una regione, l'anno dopo si muove in Emilia Romagna. Nel 2012 Formez PA, struttura della pubblica amministrazione a livello nazionale, rilascia la seconda release della licenza Italian Open Data License per i dati della PA e che regola l'utilizzo dei dati, quindi, e dice che sono aperti, gratuiti, c'è una licenza d'uso e quindi si capisce come possono essere utilizzati.
Poi c'è una fondazione Open Knowledge, Centro Nexa, che è del Politecnico di Torino, quindi ancora qui un mix tra ente, non è pubblico ma è una fondazione, e pubblico, diciamo, sull'istruzione del Politecnico di Torino, che creano il loro portale IT ciken.net, dove cercare anche di stimolare più attori, no? Quindi qui l'intenzione della community e ecosistema, dite, qui potete segnalare tutti i vostri dataset, caricarli, renderli disponibili online, cerchiamo di fare un unico portale internazionale, addirittura datahub.io. Esiste ancora questo, andatelo a consultare, ma mi sembra più ricco quello del Piemonte, quello dell'Europa. 2012 c'è dati open.it, assolutamente indipendente, vuole offrire segnalazioni gratuiti per segnalare, caricare e visualizzare i dati. Fine 2012 Open Data Hub Italia, quindi con un catalogo di 38.000 dataset di organizzazioni pubbliche e private per semplificare ricerca e accesso a tutti. 2012 sempre associazione di giornalismo investigativo e Radio Radicale fanno una roba molto verticale, no? Quindi l'open data journalism, dati da mettere a disposizione per il giornalismo. Nobile causa, assolutamente, proprio per uscire da un certo storytelling molto, molto emotivo delle nostre società. Vedete che per l'Italia ci vuole 2 pagine. 2013 sulla società Present SPA privata, rende disponibile in modo gratuito Creative Commons, sono la possibilità di usarle, l'Open Data Management Cycle, che è un ciclo di gestione dei dati. Quindi loro offrono una sorta di metodo. Quindi non scaricare dati, ma degli strumenti per farti fare tutto il ciclo. Poi arriva il legislatore italiano, che ha formalizzato la definizione dei dati aperti all'interno del codice dell'amministrazione digitale, che devono avere essenzialmente tre caratteristiche che sono questi 3 punti. Capite che noi siamo arrivati nel 2013, dopo una serie di quindi 4 anni dopo gli Stati Uniti, 2 anni dopo l'Europa, che è un po' tardino su questi temi, che vanno molto molto veloci. E poi mossi tutti in modo assolutamente poco integrato e poco sinergico. Quindi sono dati di tipo aperto se sono disponibili con licenza o previsione normativa che ne permette l'uso da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Disaggregato vuol dire che ho le singole colonne di Excel, non che mi danno una media, e che è quello il valore, perché poi io posso poi fare elaborazioni che sono coerenti al mio scopo. Poi che siano accessibili attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche, private, formati aperti, a senso della lettera IBIS, addetti all'uso attraverso software, qui è simile agli Stati Uniti, che siano resi disponibili gratuitamente attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche aperte, con costi gratuiti o con costi marginali e così via. Quindi un po' la stessa cosa che c'è nella frase del governo Obama, qui messa un po' più articolata, ma si sa, l'inglese è una lingua più sintetica. No? Quindi, capite, sulla PA, esigenze di una strategia di trasformazione, punti di attenzione e poi la possibilità di essere attore che regola l'open data. Ovviamente l'open data regolatorio a livello nazionale, le pubbliche amministrazioni locali però devono essere collegate anche rispetto al flusso di dati che mettono a disposizione. Non so se per Sirena e Paolo avete mai sentito parlare del progetto Open Data a livello di pubblica amministrazione. Sì, sì. È in carico al CED in questo momento, che deve curare un po' anche gli indirizzi, le specifiche, insomma. Quindi è ancora in messa a punto i dati o sono già disponibili e utilizzabili in qualche modo? No, c'è proprio
c'è l'intenzione di aprirsi al mondo sia come soggetto attivo sia come soggetto passivo, quindi anche l'utilizzo degli open data, quindi stiamo cercando anche di venirne in possesso per poter poi realizzare delle applicazioni o comunque dei servizi a favore della cittadinanza. E da quello che ho percepito da parte dei miei colleghi, non c'è una cultura così sviluppata degli open data rispetto a quello che dovrebbe essere nei confronti da altre organizzazioni, da altre pubbliche amministrazioni. L'open data non è un dato così facilmente disponibile, utilizzabile o comunque ancora c'è difficoltà a fornirlo. Ecco, Sì. questo. Sì, appunto, tutte queste norme, no? Sia a livello europeo che italiano e poi anche Stati Uniti, ma si potrebbe fare una ricerca, secondo me è interessante anche vedere l'Asia, i paesi asiatici, come si muovono, che lì c'è privacy è ancora meno tutelata. C'è la norma, poi c'è una grossa difficoltà di renderli disponibili, ma questo anche nelle aziende private, perché spesso vuol dire mettere insieme database che sono stati costruiti con logiche diverse, quindi proprio vuol dire metterli le persone a riscrivere dati. Ci sono dei software che automatizzano certe operazioni, ma non si può arrivare a tutto. Quindi questo è il grosso scoglio iniziale. Dopodiché solitamente si crea quello che è chiamato data lake, da lì vengono aspirati dati dalle singole unità, pubblica amministrazione o privata o seconda, in base all'utilizzo, no? Però per creare questo primo data lake è veramente complicato. Se ci muoviamo nella pubblica amministrazione c'è anche un tema di norme, no? Perché il dato di un comune, ci sarà qualche norma di chi è la proprietà, se deve passare su un database nazionale, anche questo passaggio va curato dal punto di vista normativo. L'ideale però appunto che a livello paese ci sia un ideale unico posto su cui lavorare, perché questo appunto semplificherebbe anche temi di velocità di servizio, di sicurezza e poi consentirebbe di aggredire meglio problemi storici come quello per esempio dell'evasione fiscale. Sfide aperte, avevamo già accennato per quanto riguarda quel webinar breve che avevamo fatto sempre sull'IoT. Le sfide sono sempre queste 4, adesso proviamo a leggerle anche dalla nostra prospettiva di azienda e pubblica amministrazione. Sicurezza l'abbiamo detto più volte, riferito soprattutto al storage dei dati e al passaggio dei dati. La parte quindi la sicurezza parliamo più di temi tecnici informatici, no? Quindi gli attacchi in sostanza. La privacy invece è lo stesso problema dal punto di vista legale, che però va risolto a monte, no? Nella contrattualizzazione proprio per regolare il passaggio dei dati. L'interoperabilità, quindi la compatibilità agli standard dei protocolli per i passaggi dei dati, che diventano sempre più complessi quanto più ci si muove verso soluzioni di ecosistema, e il tema dell'alimentare tutta la catena che è dietro a soluzioni di IoT, in particolare i sensori. No, vedete che un sensore può essere questo, che vedete è un foglietto, un piccolo adesivo. Questo non ha, vedete il circuitino dentro, non ha bisogno di alimentazione. E quindi bisognerà sviluppare soluzioni che vanno in questo tipo. Se non ha bisogno di alimentazione però non può neanche darvi troppo, quindi quella cosa lì è un circuito inerme che se non vai vicino col cellulare non succede nulla. Quindi il tema della sicurezza ha già delle coordinate abbastanza connotate, no? Che quindi bisogna che è possibile seguire, che possono semplificare anche una certa
decisione nello sviluppo tecnico dei progetti. Uno è l'autenticazione dei dispositivi. Credo che anche voi, se avete un conto corrente bancario, adesso si accede e vi arrivano qualche notifica sul vostro cellulare, se avete scaricato anche l'app, ma sicuramente. Questo è il sistema di autenticazione a 2 fattori, ossia io vado sul portale della banca, metto un utente password e lì c'è il primo fattore, mi arriva una notifica sul cellulare e io do un conferma o mi chiede di inserire un codice e lì c'è il secondo fattore, che è una cosa che conosciamo da tempo con l'home banking, perché prima c'erano le chiavette, adesso si fa dal cellulare. I 2 fattori aumentano la sicurezza, per esempio. Quindi ogni nuovo device deve essere autenticato, autorizzato, e chiunque tenti di accedere a quella rete, che può essere aziendale o della pubblica amministrazione, deve essere autenticato, no? E quindi questo consente il controllo degli accessi. Anche qui un provider, un fornitore tecnico vi può dire quali sono le diverse soluzioni e lì bisognerà scegliere il livello di sicurezza migliore, e qui è sempre l'equilibrio tra maggior sicurezza e costi e anche utilizzabilità, perché se poi nella sicurezza devo fare un sacco di operazioni e il mio utente deve ricordare 7 codici, viene scoraggiato e inizia a non usare più quella soluzione. Poi ci sono soluzioni, quindi questo è più di processo, se vogliamo, soluzioni più tecniche come la cifratura, quindi la rete con tutti i suoi dispositivi, anche se appartengono a attori diversi, che deve riuscire a fare un controllo dei dati che vengono condivisi. Anche qua questi criteri, che partono sicuramente in modo molto attento nelle soluzioni che coinvolgono pubblica amministrazione e aziende, sono arrivati anche a noi comuni mortali, diciamo comuni cittadini, e lo vediamo per esempio quando iniziamo una nuova chat su WhatsApp che ci segnala che è tutto crittografato il passaggio di informazioni. Però WhatsApp è fuori dall'Europa, quindi hanno delle regole diverse, a meno che non abbiano adeguato per gli utenti europei le regole, che vuol dire che un'azienda deve cambiare tutta la propria architettura informatica per fare in modo che il dato mio che uso WhatsApp, che sono europeo, rimanga su dei server in Europa, il dato che usa John Smith nel Midwest, nelle campagne statunitensi, possa girare anche su server fuori dagli Stati Uniti, no? Quindi che rimanga di là. E le aziende lo stanno facendo, le aziende che forniscono servizi online. Poi c'è l'update e l'aggiornamento delle varie componenti software. Anche questo è un tema importante. L'upgrade, infatti, spesso è spinto da soluzioni di sicurezza. Anche sui nostri cellulari, piuttosto che smartwatch, tutti i vari aggiornamenti che arrivano o sono significativi perché l'azienda vi dà una nuova esperienza nell'uso del cellulare, oppure sono per risolvere problemi tecnici o spesso per garantire maggiore sicurezza. È sempre importante fare gli aggiornamenti, soprattutto quando si è implementata una soluzione con altri attori economici, perché se succede qualcosa e si scopre che da qualche parte qualcosa dei software non sono aggiornati, è come andare a guidare senza occhiali. Se avete la guida con occhiali o sbronzi e l'assicurazione non vi paga, no? Quindi l'aggiornamento sembra banalissimo, ma è una cosa che poi può far cadere il castello. Anche qui è un warning sulla gestione dei progetti. Analisi dei possibili attacchi, gli ambienti gestiti attraverso, abbiamo visto IoT, attraverso sempre più device numerosi, complessi, che vengono configurati negli ecosistemi, richiedono di muoversi in anticipo, no? È abbastanza scontato per chi si occupa di informatica,
quindi qui il suggerimento di dotarvi di consulenti che possano fare un'analisi di quali sono gli entry point più esposti e capire come tutelarsi, e anche qua consapevoli che l'attacco che arriverà la prossima volta potrebbe essere una cosa nuova che quindi anche i migliori tecnici non riescono a prevedere o gestire. Ok. Poi appunto nell'analisi c'è anche monitoraggio e controllo dei rischi e dei sabotaggi. Qui spesso avviene attraverso il monitoraggio dei dati d'uso delle reti e dei device, perché si possono rilevare dei picchi o delle attività anomale dal punto di vista dei dati di funzionamento della rete e delle macchine. E anche qua valutate chi vi dà sicurezza come ultimo punto, come suddividono la protezione della rete in diverse aree, no? Perché è un po' come è un po' come ha fatto la Germania durante la prima fase della pandemia, quando ha deciso di rimandare in classe le persone, e hanno creato le bolle, cioè le scuole si sono riempite ma non potevano avere per esempio relazioni tra le classi, in modo che se partiva un contagio gestivano la singola classe, no? Quindi questa è la stessa cosa sulla protezione dei dati. Capite che se vi muovete, e sicuramente la pubblica amministrazione si trova in questa situazione, se vi muovete in un ecosistema, perché avete il fornitore informatico che vi ha messo le luci per la città, quello che vi ha messo i sensori sull'immondizia e chi gestisce il database a livello governativo, e io utente che decido di prenotare il ritiro di merce speciale, e ho a che fare col database centrale, con l'informatico, con la pubblica amministrazione locale. No? E la mia operazione è esposta ad un rischio. Tutti e tre gli attori che ho citato devono essere d'accordo su qual è l'area da circoscrivere in caso di attacco informatico, mettiamo. E questo per il tema della sicurezza. Secondo tema di privacy, il nostro GDPR è legato appunto alle norme, all'area Europa, è un buon modello. Qui vi ho messo anche il link al portale dell'IoT e della privacy, perché qui trovate risorse molto interessanti e utili. E qui poi vale la pena tanta sensibilizzazione education, come abbiamo detto anche precedentemente. Interoperabilità invece ha a che fare con i protocolli. Noi non siamo tecnici, ma è utile sapere per guidare la macchina che c'è uno spinterogeno, quindi anche qui è utile sapere cosa intendiamo per protocolli. Ce ne sono di due classi. Uno è legato ai dati e uno è legato alle reti. Quelli delle reti sono sicuramente più noti, no? Ci sono i wifi, ci sono il Bluetooth e il Zigbee, che è rete a bassa energia per applicazioni sempre di IoT. Per quanto riguarda invece i protocolli dei dati, qui siamo in un ambito più variegato, perché le macchine sono tanto diverse e le operazioni che fanno sono diverse. Se leggiamo la spiegazione degli acronimi lo intuiamo, no? Quindi l'MQTT è la telemetria di interrogazione dei messaggi trasportati, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con uno standard per il trasporto dei messaggi, quindi qui l'applicazione è da macchina a macchina. Il COAP è Constrained Application Protocol, quindi quei protocolli che devono vincolare le applicazioni e quindi creano uno standard all'interno del quale muoversi quando si devono spostare dati. La MQP è Advanced Message Querying Protocol, stessa famiglia del primo,
DDS, Data Distribution Service, come vado a distribuire i dati. Quindi qui potrebbe essere i dati che arrivano all'utente finale, come i portali che vi ho fatto vedere prima, che vi ho citato prima, e come devono essere regolati questi, per esempio, per poi elaborare una pagina web con determinati grafici. L'HTTP, che è Hypertext Transfer Protocol, che è quello linguaggio su cui si basa internet, e poi WebSocket. Socket è presa come la presa di corrente, per esempio, e qui la parte web. Quindi qui è la gestione dei dati verso l'interfaccia finale, l'interfaccia web. Non sono da sapere, ma possono suggerire quali sono i punti in cui si lavora per il trasferimento dei dati. E infine l'elettricità, vi ho fatto vedere prima l'NFC come esempio di tecnologie che non hanno bisogno di energia per creare un'interazione. Quindi queste potrebbero anche essere usate nei paesi africani o in zone rurali nostre, dove magari la rete cellulare arriva, ma non ho la possibilità di avere un'alimentazione magari per riuscire a fornire delle informazioni o delle automazioni. Un'altra tecnologia che non ha bisogno che non è IoT però, che non ha bisogno di alimentazione sono i QR code, no? Quindi il codice, quelli quadrati, analoghi a quelli del Green Pass, che se fanno semplicemente reagire un cellulare se questo ha la connessione alla rete. E con questo ho terminato, e quindi lascio, visto che vi hanno già messo il questionario di fine seminario, abbiamo ancora qualche minuto, per cui devo sentire un po' le vostre impressioni sulla mattinata. Dite pure se invece volete passare direttamente al questionario. Se posso fare i complimenti Sì. per l'esposizione, perché nonostante l'argomento fosse apparentemente, o magari per qualcuno può apparire un po' criptico, in realtà è stato spiegato in maniera molto, molto, molto esaustiva e comprensibile, insomma, a tutti, ecco, consiglierei a tutti di farsi di ascoltarlo, ecco, questo seminario. Grazie, sì. Un po' Anche l'obiettivo è quello, e secondo me è un po' la mia storia che mi rende facile fare questo, no? Essendo a metà tra il mondo del lavoro, le organizzazioni, il mondo della tecnologia, non rischio di andare in tecnicismi e magari riesco a collegare le parti più applicative. E poi sono temi che mi piacciono, per cui viene anche tutto più facile. Vedo anche Sirena che dice una spiegazione, ampliato conoscenze, bene. Spero che poi decollino nella pubblica amministrazione queste attività, che è beneficio di tutti poi.
Se avete concluso, prendo la parola. Sì. Ok, allora vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi ricordo anche i nostri prossimi appuntamenti. Stiamo organizzando, sempre con il comune di Conegliano, l'hackathon presso la biblioteca di Gagliarine. E non so se già conoscete un po' la formula dell'hackathon, è una sorta di contest sull'innovazione, quindi saranno una sorta di concorso in cui le persone lavoreranno a gruppi per creare un'idea innovativa su un tema che in questo caso sarà come migliorare la vivibilità a Conegliano. È un evento ovviamente gratuito che occuperà 2 mezze giornate, il 26 pomeriggio, 26 novembre pomeriggio e il 27 mattina che è sabato. È una cosa sicuramente innovativa, magari a Cristina può interessare, è un nuovo modo anche un po' di sviluppare dei progetti e grazie alle nostre colleghe verrete un po' aiutati a sviluppare questi progetti con delle metodologie innovative quali ad esempio il design thinking. E poi il 1° di dicembre avremo un laboratorio sulla social innovation, sempre anche questi in termini innovativi, e poi il 14 gennaio un altro laboratorio che si chiama Imprenditore di me stesso, che allora quello del 1° dicembre sono 16 ore, mentre quello del 14 gennaio sono 24 ore. Se avete piacere vi lascio un link dove potete trovare le informazioni riguardanti questi percorsi ed eventualmente potete anche iscrivervi. Fanno sì, sempre tutti parte di questo percorso dell'Innovation Lab. Vi lascio il link sul nostro sito di T2I dove potete trovare poi tutte le informazioni riguardanti queste 3 cose che vi ho accennato. Eccole qua. Bene. Eccomi. Ecco, io non ho altro da aggiungere, se non ci sono domande. Vi ringrazio se siete riusciti a fare il questionario. Ecco. Roberto, visto anche l'ora, secondo me se non ci sono altre domande potremo anche andare a pranzo. Va bene.